Ad Auschwitz, per esempio, quando sono arrivata e ci hanno buttato giù del vagone e in un batter d'occhio ci hanno diviso, destra, sinistra. Io non sapevo cos'è la destra e cos'è la sinistra, abbiamo imparato dopo. A sinistra la morte nella camera a gas, a destra dei lavori forzati, e i tedeschi avevano intenzione di uccidere tutti al di sotto dei 16 anni, al di sopra del 45 anni, però non sapevano quanti anni io, non chiedevano quanti anni hai. Così, giudicando a occhio, pensavano questa ancora può fare qualcosa dei lavori forzati, no? E quindi mi hanno buttato naturalmente a sinistra, però. Appena arrivata, ho perso già mio fratello, mio padre, mia sorella in un attimo. Mia madre urlava: cerca tuo padre, non lo vedo, cerca tuo padre, non lo vedo. E io vedevo in lontananza un gruppo di uomini nudi a camminare, mio padre era molto magro, e io ho detto quello papà, che non era vero, tanto perché lei urlava, poi ho perso gli occhiali perché spintonavano, ti aizzavano i cani contro, voglio dire, l'inferno, proprio l'inferno, non il mondo civile, è un inferno. E mi hanno buttato a sinistra e l'ultimo tedesco, nella fila di sinistra, ha chinato su di me e ha detto vai a destra, vai a destra, vai a destra, vai a destra. E io capisco Yiddish, e Yiddish assomiglia al tedesco, la lingua del Mitteleuropa, l'Europa dell'Est che parlavano. E io ho detto no, mi sono aggrappata a mia madre sulla coscia, sulla carne, ho detto non vado, e lui insisteva di andare a destra, vai, diceva lui. Naturalmente mia madre si è inginocchiata di fronte al tedesco, lei che non si inginocchiava mai, ebrei non possono inginocchiarsi, e ha supplicato il tedesco di lasciare l'ultima, la più piccola dei suoi figli, che ero io. E lui ha battuto con la calcio del fucile mia madre, che è caduta, non l'ho più vista, e qui crollo sempre, comunque io vado avanti, e poi mi ha battuto rompendo l'orecchio dietro, finché non sono arrivata nella folla di destra, e voleva salvarmi. Questa era la prima cosa positiva. Perché naturalmente voleva che se potevo salvarmi, che mi salvassi. Io sono veramente, voi sapete poi quanto io ci tenga alle fragilità, ai bambini, ai diversamente giovani, queste figure che non riescono a difendersi, queste morti atroci, ma li vediamo tutti i giorni, non è cambiato niente. Non ti ammazzano più in quella maniera. Questi bambini che cantavano andando nelle camere a gas, nei forni crematori, loro non lo sapevano, erano speranzosi. E poi c'è questo uomo, questa figura maschile ma anche femminile, di una violenza inaudita, che non si sa quanta rabbia, quanta veramente disperazione deve avere per comportarsi in quella maniera, questa atrocità. Adesso vediamo un'altra storia, vediamo una donna che dice voglio solo spostarmi e questo ti spara. Cambia qualcosa? Però cambia perché c'è un silenzio assordante, un silenzio che fa paura, siamo tutti terrorizzati per paura che un uomo, al momento così bizzarro, decida di schiacciare un bottone. Finito il mondo. Io mi domando, ma si può vivere con la paura? Ma si può vivere con una politica ferma, immobile, che pensa solo a un business pazzesco? Perché tutti portano a casa qualcosa. Inutile che vengano a raccontarmi che non è vero. Cioè il business regna sovrano. Io ho quella poltrona, finché ce l'ho, cerco di incassare più che posso. Ma quella poltrona è stata data in buona fede dalle popolazioni per cercare di portare avanti
un dialogo, un bene per le comunità, per i paesi, uno sviluppo. E invece vediamo l'incontrario, 77 guerre nel mondo, 77 guerre. Naturalmente noi sentiamo quelle più vicine, quelle che ci fanno vedere, perché quelle non ci fanno vedere, però sono migliaia e migliaia, milioni di persone che muoiono tutti i giorni nel mondo, non si sa neanche il perché. Perché sono nate nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, perché c'è sempre qualcuno che nasce fuori di testa, perché non c'è nessuno che lo cura, anzi, quando decide e arriva al potere con i soldi, perché ormai il dio denaro ti fa diventare la persona più potente del mondo, non perché sei capace e competente o perché fai parte di un partito, no, perché hai soldi e con la grana, anche in Italia, arrivi dove arrivi. E il popolo si ferma, poi ti fanno staccare la spina con un avvenimento importante dove c'è una montagna di soldi e io che ho un banco alimentare al mercoledì come tanti, dico ma cos'è sta storia? Cos'è questo anziano che mi dice piangendo, hai un pacchettino di caffè, lo sapete che ve lo racconto sempre. E mi sembra di rivivere questa storia. Perché queste persone qualcuno ha visto questa storia, ha visto la miseria, non aver da mangiare. Allora io mi domando, e lo chiedo a questi ospiti illustri che ho questa mattina, e ringrazio la dottoressa Emilia Peatine, direttrice scientifica Istresco, grazie direttrice di essere qui. Ringrazio e saluto anche Giuliano Varnier, presidente provinciale AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Cosa sta succedendo? Questo silenzio della politica, questo silenzio assurdo, è colpa tua, è colpa mia, è colpa dell'altro, e noi che assistiamo inermi perché non abbiamo nessuna capacità di poter contrastare. Anzi, se i giovani manifestano, in qualche paese ti ammazzano, qui invece ti mettono in condizioni di non protestare. E quello che mi fa rabbia sono che i diversamente giovani che hanno passato la miseria sono quelli più arrabbiati con i giovani che protestano. Ma cosa fate? Ma non vi vergognate? Senza sapere che stanno cercando di salvare anche loro, con la loro voce. Allora, direttrice, la storia non insegna niente? No, in effetti ha molte difficoltà ad insegnare, lo diceva Mark Bloch questo, però è lo strumento migliore che noi abbiamo per capire il nostro passato ed è il passato che dobbiamo interrogare per non ricadere più, mai più, in quello che abbiamo visto prima. Certo che è sempre più difficile anche per la storia, perché si sa che noi interroghiamo il passato attraverso le domande del presente, e questo presente di domande ce ne fa moltissime, alle quali con fatica cerchiamo di rispondere, perché tutte quello che abbiamo visto, le categorie con le quali abbiamo interpretato la storia del Novecento, totalitarismo, ecco, i nazionalismi, la violenza, gli eccidi, e noi pensavamo di averli lasciati alle spalle. Pensavamo sbagliando, perché le guerre che ha detto lei effettivamente ci sono state, anche molto vicine a noi. Pensiamo all'ex Jugoslavia, e noi non abbiamo saputo trovare gli strumenti per reagire. Abbiamo sperato tanto nell'Europa, che è stata un meraviglioso progetto anche di pace, ma un progetto incompiuto. Si è limitato alla parte economica, ma ad oggi, che avremmo bisogno di altri strumenti, anche di difesa in qualche modo, noi non abbiamo una unitarietà di intenti, e non abbiamo in Europa. Ecco. L'Europa poi è partita in un modo, poi si è allargata, non ci siamo mai chiesti quanto ci sentiamo tutti europei e consapevoli dell'importanza di quello che si stava costruendo. E oggi la situazione è questa.
Sentiamo come commenta Giuliano Varnier. Ma io credo che tra qualche giorno, cos'è, il 27, Sì. c'è l'anniversario dell'entrata dell'Armata Rossa a Auschwitz, e il mondo vide, credo, la più grande tragedia che mai sia stata consumata. Cioè uno sterminio scientificamente pensato, non è la rabbia, l'esplosione, diciamo così, di una rabbia non controllata. Lì è stato scientificamente pensato di distruggere degli esseri umani. 6 milioni di ebrei, mica uno scherzo, ma non sono soltanto gli ebrei che hanno subito questa catastrofe. Gli zingari sono in percentuali quelli che sono di più stati sterminati nei campi dai nazisti, e poi gli omosessuali, le popolazioni slave e ovviamente i prigionieri politici. E si diceva la storia. Io ho un altro parere sulla storia, che è quello che dà Antonio Gramsci. La storia non è vero che non insegni, la storia è lì, i fatti. Se si legge Primo Levi si capisce la storia. E Gramsci diceva: la storia insegna ma non ha scolari. E oggi non vediamo nessun... La qualità delle classi politiche che oggi dominano il mondo sono il segno di questa incapacità di comprendere che purtroppo quel che è stato si ripete, magari in forme nuove, se volete non con la stessa perfidia e violenza di allora, ma però la violenza c'è. Quello che sta avvenendo nelle guerre che abbiamo di fronte a noi, l'Ucraina da un lato, ma anche lì occorrerebbe analizzare le cause di quella guerra, perché io ricordo quando fu fatto l'accordo con Gorbaciov di andare a trovare un modus vivendi tra le grandi nazioni, e quindi di non espandere la NATO a est. Il Papa cosa diceva? Sono andati a baiare alla porta della Russia a Bergoglio, e poi è ovvio che poi sbagliando, e in quel modo la Russia ha reagito. Ma è così dappertutto. Noi non possiamo pensare che la tragedia che sta passando il popolo palestinese sia anche quella casuale, e non ci sia da parte dell'attuale governo di Israele una pesante responsabilità nelle forme di repressione che sono state messe in atto. E poi, insomma, lo dicono gli ebrei, quelli più sinceri, che sapevano ciò che stavano preparando Hamas per il 7 ottobre, ma gli serviva per la reazione. E adesso cosa viene fuori? Cosa quel signore dell'America cosa vuol fare? Una grande riviera con alberghi di lusso, e la povera gente dove va? Qualcuno rimarrà a fare il cameriere, ma la gran parte dovrà andare chissà dove in giro per il mondo a cercare forse un pezzo di pane. Direttrice, è anche vero però che questi ragazzi dovrebbero conoscere di più la storia. Molti insegnanti, docenti mi dicono che viene insegnata a scuola. Altri dicono non si fa abbastanza. Molti ragazzi dicono che vorrebbero una scuola diversa, una scuola che li intrigasse di più. Ad esempio, io le raccontavo prima, questi ragazzi che sono stati ad Auschwitz
i bigliettini che mi hanno scritto, i messaggi. Questo ragazzo che ha bisogno di toccare con mano, non solo di ascoltare, di vivere quei momenti, perché loro li hanno vissuti quando hanno visto cosa veramente e dove è successo questo olocausto. Perché li portiamo così poco a toccare la realtà che fa parte anche della loro storia, forse più fortunati loro, ma solo ascoltare? Io penso che il ragazzo giovane di oggi, il ragazzino, è molto più avanti di quello che pensiamo. Riesce a non avere più emozioni, si emozionano poco, perché non gli diamo più la possibilità di emozionarsi. La cattedra, gli insegnanti e loro ad ascoltare. E dopo cosa facciamo? Dove li portiamo? Dove possono trovare quell'intrigo per capire benissimo quello che hanno sentito a scuola, nei libri, nella storia? Bisogna portarli, ma si fa fatica perché si investe, è sempre un problema di soldi. Trasporto, il viaggio, le famiglie. Però vedo anche alle Olimpiadi che le scuole partecipano. Allora non c'è la domenica che non posso andare a vedere la fiaccola, che devo essere portato la famiglia, perché la scuola mi dice di andare e alla domenica ci vado. Però se io chiedo a questo ragazzo, a questa scuola, non tutte, ma in buona parte, di venire a vedere o partecipare ad un avvenimento, la risposta che si dà: non si può, perché il sabato è impossibile, la domenica neppure. Perciò il tuo bellissimo progetto, il tuo entusiasmo di cercare di fare anche squadra con questi ragazzi fallisce. Allora non le sembra che anche qualcuno importante, io ho avuto il vice dirigente nazionale, gli ho detto queste cose, lui mi ha detto che ho ragione, non è sempre così, però è anche così, che questo ragazzo ha bisogno di essere preso per mano per non diventare poi un vario, fuori di testa del mondo. Perché può essere, perché anche loro in futuro qualcuno governerà, no? Andranno in politica. Non le sembra che forse dobbiamo iniziare a fare prevenzione proprio con loro? E soprattutto cercare di emozionarli con quella che è la storia, perché non diventi quello che sta diventando? È una domanda molto complessa, giustamente. Allora, la storia, l'insegnamento a cui lei fa riferimento è un insegnamento che io spero sia sempre più raro, nel senso della lezione trasmissiva agli studenti. Una parte del nostro lavoro è proprio quello di lavorare con le scuole e di coinvolgere gli studenti su questi temi molto importanti, ma ne parlerà poi il nostro professore di questo. Come si fa a coinvolgerli? Noi, per esempio, anche all'Istituto cerchiamo sempre di coinvolgerli con dei laboratori e di metterli di fronte alle prove, alle fonti. Ecco. È molto difficile riuscire ad organizzare dei viaggi, che poi anche lì potremo aprire una parentesi su come la memoria della Shoah viene in qualche modo portata avanti di anno in anno, e questi viaggi della memoria, alcuni sono, come dice lei, organizzati molto bene, ma hanno bisogno di un coinvolgimento totale di scuola, famiglia, ecco. Altri invece, purtroppo abbiamo visto delle prove, diventano quasi una gita scolastica, e allora a questo punto è meglio non farli. Allora è meglio venire nei centri di ricerca, negli archivi, e far toccare con mano che cosa è stata la Shoah, che poi la Shoah non è altro che l'ultima conseguenza di alcune leggi che anche noi in Italia abbiamo promulgato e applicato. E voglio dire semplicemente questo a proposito della giornata della memoria e della sua storia dal 2000 in poi.
Noi italiani siamo arrivati prima di altri stati e prima dell'Europa, però in realtà questa legge non è stata altro che la traduzione di quello che già si stava facendo in molte scuole, ancora da prima. Ha avuto un'evoluzione perché gli studi hanno portato a un'evoluzione. C'è stato un periodo in cui tutti pensavano che la colpa di quello che era successo è stata del nazifascismo, del nazismo, scusi, perciò della Germania. E c'è una documentazione molto ampia che fa vedere come tutti fossero convinti che questo è stato per colpa della Germania, mentre l'italiano, brava gente, c'era questa teoria, no? In realtà non aveva assolutamente responsabilità, e così non è, e questa è la storia che ci aiuta a capire, perché basta aprire gli archivi. Io dico solo questo, quando gli ebrei, visto che parliamo di loro in questo momento, in Italia dopo il 1943 erano, oltre ad aver perso i loro diritti civili, diciamo, erano a rischio della loro vita, perché appunto c'erano i tedeschi. Come hanno fatto a trovarli tutti queste persone, a scovarli nelle loro case? Attraverso i famosi registri che erano stati compilati con la legge razziale del 1938. Questo è stato uno strumento che abbiamo offerto noi al nazismo e del quale abbiamo in qualche modo responsabilità, non noi, le generazioni che ci hanno proceduto. Ma cosa serve capire questo? Serve capire che il governo di una nazione, di un popolo, di uno Stato non dovrebbe mai mettersi in queste condizioni e ritrovarsi in queste condizioni. In questo modo possiamo, attraverso appunto questo senso di responsabilità, mettere in atto la famosa formula del mai più di Primo Levi. Ma mai più non deve essere solo un augurio, deve essere un insieme di strategie, di regolamenti, di leggi, di convinzione, di consapevolezza dei futuri cittadini, che non arriveremo mai a quel punto lì. La giornata della memoria, non voglio dire, completando quello che ha detto adesso il presidente qui dell'ANPI, non è per ricordare gli ebrei solo, ricordiamo tutte le persone che abbiamo detto, ma la giornata della memoria è per gli italiani che devono ricordare di aver messo in atto delle leggi contro gli stessi italiani, contro se stessi, perché questi erano i cittadini ebrei che c'erano da noi. Rinaldo, ecco qua. Rinaldo, ti ho fatto aspettare, ma capisci che è una giornata particolare proprio. Ecco, mi raccomando, essere brevi, prego. Sì, lo ascoltiamo volentieri e ringrazio questi due signori che qua che dice la verità finalmente. Quello che mi dà più fastidio, che fa i brividi, che c'è ancora tanti giovani e tanta gente, va bene, che dice che non è vero, che è tutta falsità. E dopo tutta la storia, io raccontargli la giusta, perché poi a scuola mi conta la storia giusta. Mi fa vedere che noi altri italiani, con l'ultima guerra, siamo eroi. Cosa abbiamo fatto in Russia? Cosa siamo andati a fare in Russia, in Albania, in Grecia? Cosa abbiamo? In Jugoslavia, siamo indicati. Siamo andati a fare ma grazie, non siamo andati a portare le caramelle. Gli eroi, mi fa vedere che gli eroi, e leggi razziali, gli eroi italiani, è il Papa in mezzo, vedere a tutti. È vergognoso chi se ne vanta e nessuno che ne parla. Queste robe qua la vera parlare. Quello che ha parlato i due signori adesso è la storia vera del nostro popolo dal 40 al 45. Con quello che sta, gli ha fatto l'ire di Dio. Io con un giro della buca mai. Mi sono del 42. Va bene. Questo mio caro, ero piccolo, non sapevo di vera. Questo mio più grandezzo, ne va a spiegare cosa che va a passare, perché sta un anno e mezzo in Germania. Va bene.
è quedata là perché ci stava orologi. Grazie Ma Rinaldo, capito? scusami ma ho tante immagini da far vedere, tanti video, comunque sei stato chiaro e vedo che ho fatto bene a iniziare, ecco, non a ricordare ma a capire cosa è successo, se si può rimediare in qualche maniera e dove sperare, dove nei nostri giovani non abbiamo altro, Sì, sono e loro la speranza nell'insegnamento, nostra. E nell'insegnamento. E nell'insegnamento, certo, ma un insegnamento anche diverso però, direttrice. Poi le do la parola, però andiamo a sentire la seconda parte di Edith Bruck. La seconda volta invece un tedesco, dopo la marcia della morte, che siamo arrivati a Bergen-Belsen dove abbiamo raccolto gli uomini morti, era il campo totalmente pieno di cadaveri nudi, ci hanno dato 2 stracci bianchi a trascinarli nella tenda della morte, si chiama Todzelt in tedesco. E hanno detto che se noi andiamo alla stazione e portiamo i giubbotti per i tedeschi che passavano con il treno, ci danno la doppia zuppa la sera. Quindi il doppio zuppo era, anche se un po' di acqua con 2 patate dentro, mezzo carotto, era la vita, non importa. E io e mia sorella, che siamo abituati a lavori molto forti, noi veniamo da una famiglia molto povera, abituata al lavoro, e siamo andati. Durante il tragitto, perché erano 12 di questi giubbotti, io non ce la facevo, leggerissimi, di quelli nylon fuori, celeste, e dentro la finta pelliccia ma leggerissimi. E per me era 100 kg, io pensavo 20. E ho detto a mia sorella, io non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. A mia sorella ha detto, tanto già quasi buio, perché pomeriggio verso le 6, a febbraio, Bergen-Belsen, lì era sempre buio, poi io sempre ricordo il lager come buio e ho anche scritto che doveva vergognarsi il sole di sorgere nei campi. E ho buttato per terra, nella neve. E poi le mie compagne, eravamo 15 ragazze di questo trasporto che portava i giubbotti. Ho detto, tu cosa hai fatto con il tuo? Ho detto, ho buttato per terra, ma se voi siete più forti non lo fate, perché poi sarà un disastro. Naturalmente nessuno ascoltava, perché non è che si ascoltasse, ognuno difendeva la propria vita, la propria forza. E alla fine per terra era pieno di giubbotti. E 2 tedeschi ci hanno accompagnato e hanno detto, halt, fermi. Ci siamo fermati. Non potevano più camminare e hanno detto, perché era molto metodico, i tedeschi erano perfetti nel comportamento malvagio, chi ha cominciato? Silenzio assoluto. Chi ha cominciato? Comunque la terza volta che ha detto, io non sono un eroe, sia chiaro, però ho fatto un movimento minuscolo avanti. Minuscolo, perché lui ha detto, se non lo dite chi è cominciato, io ammazzo ogni seconda persona. Tirato fuori la pistola, ha fatto così, e io non ho fatto abbastanza in tempo, egoisticamente, per cui dicevo, prima lì forse qualcuno morto a posto mio, no? Nel senso, le sentiva in colpa lui, di dire, se mi tocco non tocca morire, no? E lui se n'è accorto subito che io ho fatto questo movimento minuscolo, lui era lì dove sono quelle tavole un pochino più giù, perché mia sorella lo ha aggredito, lo ha spinto, e vedi, poi dopo mi ha massacrato completamente, lui è caduta su una neve, pieno di sangue, mia sorella prima l'ha aggredito lui, poi è venuto vicino a me, mi ha abbracciato, e ha detto, adesso recitiamo la preghiera della morta, Baruch atah Adonai, e io vedevo il tedesco, da dove c'è quel quadro, a venire avanti, ha pulito i pantaloni come oggi, della neve, con la pistola in mano, fatto così, e non capivo perché non mi ammazza. Ma ha allungato l'altra mano, mi ha aiutato a alzare,
Ho detto, se oggi una sporca, lurida, schifosa, ebrea ha il coraggio di mettere le sue luride mani su un tedesco, allora merita, se ce la fa, di sopravvivere. E non mi ha ammazzato. Abbiamo Oscar da Isola di Mezzo. Guai Oscar. Ciao Mirella, con viva voce, continuamente alla cornetta o va bene così? No, va bene, va bene. Allora, sto chiamando una volta per ringraziare, per salutare quel butello che senza braccia e senza gambe va con la moto, se tu ti ricordi. Sì. E niente, sono disperato adesso, lei da l'unico che sono un po' disperato. Mi ha rubato la bicicletta, sono un disabile, ho speso tanti skate per farla in maniera che posso pedalarmi su sta bici. Per il resto mi ha un minuto a farla vedere lì in televisione, che se corsi le vedi in giro qualcheduni la bicicletta. Dice l'abbiamo vista lì in quel posto, così. Oscar, poi ti richiamo, sai Oscar, eccolo qua la bicicletta, un bene prezioso, nel 2026 sta ritornando bene prezioso anche la bicicletta. Ti richiamo Oscar. Allora Vernier, abbiamo sentito questa testimonianza di Ed Brooke, questa donna con una freddezza ma con calore nello stesso tempo, che rivive quei momenti parola per parola, sillaba per sillaba. E soprattutto quello che dicevo prima, questi giovani che si ribellavano, che sfidavano la morte, eccoli qua i giovani che ritornano, perché hanno capito che qualcosa non va. Allora piuttosto di vivere così o di continuare così, meglio anche morire, ed è la ribellione. Ecco, come faccio? Questo giubbotto buttato per terra, questi altri ragazzi e altre ragazze che seguono questo gesto, sapendo benissimo che è un gesto che potrà far sì di vivere o morire. Questi giovani li vediamo anche nei nostri giorni, però qualcuno non li vuole, Vernier. Non dobbiamo ascoltare questi giovani. Ma questo in tutte le parti, in quasi tutte le parti del mondo, questa repressione terribile. Lei ha detto la rabbia, è stato scientificamente deciso di fare questo, sono d'accordo con lei, però vediamo anche queste persone che poi agivano contro queste persone inerti, completamente impossibilitate a difendersi in maniera veramente incredibile. Ma perché questa violenza? Vuol dire che c'è qualcosa dentro di te. Allora, scientificamente decido il piano, però poi mi avvalgo delle persone, dei mostri, perché solo un mostro può fare una cosa del genere con un bambino, con un diversamente giovane, con un diversamente agile. Allora capisce che esplode questa rabbia, tanto ho il fucile, sono il più forte, tu sei un debole, e con chi me la prendo? Col debole? Ecco, prendersela, quello che mi fa rabbia ancora adesso, Vernier, che anche la politica attuale se la prende con i deboli, con quelli meno forti, se la prende col mondo del volontariato, che paghiamo per fare i volontari, nonostante nella pandemia abbiamo salvato, eravamo noi che andavamo nelle famiglie a portare la borsa della spesa, le medicine, rischiando, perché c'era questa pandemia terribile. I politici erano chiusi in casa, io non ne ho visto neanche uno, Vernier, che venisse con me a portare la borsa della spesa o che mi chiamasse, se mi conoscono, ma non come me, la Croce Rossa, tutti quanti eravamo. E adesso cosa siamo ridotti? Siamo ridotti a pagare per fare i volontari. Dobbiamo fare gli stage di sicurezza, non ho capito a cosa servono. E questo giovane che dice, ma chi me la fa fare a diventare volontario con gli esempi che abbiamo? Perché io, come dico prima, loro sono molto più avanti. Gli esempi loro li guardano, li vedono, li sentono. È inutile che noi continuiamo a dire andiamo, ecco qua, nelle scuole a fare la lezione di volontariato, insegniamo. Perché ascoltano, sono anche attenti, ma come sono usciti? Se la sono già dimenticata. Invece dovremmo prenderli per mano e portarli a vivere questo momento di volontariato. Cos'è? Cosa faccio? Cosa può essere utile per te un domani anche essere volontario?
il valore che scopri dentro te stesso, che lo puoi fare solo se riesci a fare un'educazione civica, ma diventando protagonista, non solo ascoltando. Ho già ascoltato a scuola, adesso voglio vedere cosa riesco a fare. Barnier, ma la politica non investe mica su questo, mi sembra. Ma tutta la politica, non è che adesso diamo la colpa alla destra, ma neanche alla sinistra. Non mi sembra che abbia investito su una scuola alternativa. Io devo essere fortunata ad avere un buon insegnante, un buon dirigente, o devo avere quello che mi aspetta di diritto imparare, conoscere, capire? Perché è una questione di fortuna anche la scuola? Barnier? Ma io torno un momento sugli ebrei, poi riprenderò quello che ha detto lei. Ma noi abbiamo ovviamente con il nazismo, con il fascismo, il massimo della perfidia, della repressione, eccetera. Ma è una storia che viene da lontano. Dico, se noi pensiamo non solo alla Chiesa cattolica, ma la Chiesa protestante, Lutero cosa diceva contro gli ebrei? Cioè ci sono secoli di storia di demonizzazione di quelli che avevano ucciso Dio, dei deicidi. E quindi questo poi ha portato sempre di più a questa visione degli ebrei come qualcosa al di fuori dell'umanità, e quindi che si potevano colpire in quel modo perché non erano esseri umani, ma erano peggio degli animali. C'è quel film Schindler's List dove il tedesco critica la figlia o il figlio, non mi ricordo più chi, perché aveva trattato male il cane, mi pare, no? Perché i cani erano, e gli animali erano molto più rispettati ed importanti di quanti non fossero gli ebrei e così gli zingari e così altre categorie di persone. Insomma, purtroppo noi veniamo da una cultura molto repressiva, che non è solo responsabilità della Chiesa Cattolica, è responsabilità del cristianesimo, da come si è configurato il cristianesimo in generale. E i giovani rappresentano sempre nella storia una rottura nei confronti di ciò che c'è stato prima. È stato così 50 anni fa, 100 anni fa, 200 anni fa. E purtroppo oggi molti giovani vivono in una condizione, come diceva lei, che non trova nella politica, nelle forze politiche, un punto di riferimento e di costruzione e anche di garanzia di sicurezza per le loro vite, insomma. E quella disperazione e quella violenza anche che vediamo in tutta una serie di città, pensiamo a Milano, ad altre città, cos'è se non l'insicurezza che porta a questa, diciamo così, volontà di emergere attraverso forme di ribellione e di violenza. Purtroppo questa è la situazione. Noi abbiamo delle classi dirigenti, lei diceva destra e sinistra, sì, anche se non tutta uguale, poi a sinistra occorrerebbe costruire una storia molto particolare, perché c'è un pezzo della sinistra che ha come compito principale quello di far male alla sinistra, no? È proprio una vocazione, no? Quella di basta vedere cosa sta avvenendo nel più grande partito della sinistra, dove sta povera segretaria, se potessero linciarla la lincerebbero, insomma. Ecco, purtroppo questa è la situazione che abbiamo, e non abbiamo più i grandi partiti, insomma.
i grandi partiti sono stati qualcosa di estremamente positivo. Io vengo da una storia particolare, la storia del Partito Comunista, che era un centro di formazione, ma in qualche modo così è stata anche la Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana era un grande partito di massa che sapeva cogliere, diciamo così, le difficoltà che c'erano nelle persone. La Democrazia Cristiana era un partito che sapeva parlare ai giovani, come lo faceva il Partito Comunista, il Partito Socialista, soprattutto pre-Craxi, insomma, avevano questa vocazione di rappresentare la società e di guardare ai giovani. Oggi i giovani sono considerati quasi un peso. Purtroppo questa è la lettura che dobbiamo dare, tragica, della situazione che stiamo attraversando, ma non solo in Italia, insomma, un po' Senta, in Vanier, America. Poi, come vede queste due figure? Lei ha detto una parte della sinistra, se potrebbe linciare la Schlein lo farebbe volentieri. Come vede queste due figure quando dialogano tra loro, la Meloni e la Schlein? Facciamo un passo in avanti adesso, che sono giovani. Ad esempio sulla violenza di genere avevano trovato un punto d'incontro. Ecco qua il dialogo per la difesa di questa figura femminile, trovare la soluzione. Poi arriva qualcuno e rompe questo patto. Cosa fa la Meloni e cosa fa la Schlein? La Premier, silenzio assoluto. Non parlo, non sento, non vedo. Perché c'è il sistema. Non posso rompere quel sistema in questo momento. Devo fare un passo a lato e fingere, perché se salta questo sistema, salta il banco. Lei sa, perché io la reputo molto intelligente, la Meloni. Dopo uno può decidere e riflettere su quello che decide di fare o non fare. Però sa l'importanza in questo momento di essere unita in Italia, specialmente con questi personaggi che la politica si ritrova, e soprattutto cercare di trovare soluzioni anche in un'Europa che non c'è, nel mondo. E come la accolgono, Vanier? Perché accolgono così bene questa donna piccolina, minuta, che però molto tosta, poi nel bene e nel male ognuno la vede alla propria maniera. Ma ce l'abbiamo anche da un'altra parte. Però mentre dalla destra sostengono, dall'altra parte demoliscono questa figura o cercano di demolirla perché non va bene al potere questa figura femminile. E allora cosa facciamo, Vanier? Che messaggio diamo ai giovani che stanno guardando, ma di destra o sinistra, ma poi che cercano di trovare un dialogo, ma qualcuno mette i bastoni in mezzo? Non va bene questo dialogo, bisogna interromperlo. Vanier? Sì, quello che dice lei è vero, però ecco, io darei anche una lettura più puntuale all'interno delle forze politiche, cioè nella sinistra che è piena di ideologia, questo deriva da una storia antica, no? C'è molta più perfidia a volte, no? nel colpire, insomma io assisto, a volte mi viene anche da ridere, no? Questo tentativo di demolire le posizioni della Schlein, no? Nella destra però non stiamo molto attenti, non è vero poi che sia tutto così pacifico. Quell'atto fatto dall'avvocata leghista, la Bongiorno, è un po', non credo che la Bongiorno gliene importasse poi molto della questione in sé. È piuttosto, voleva farsi vedere più brava di tutti quanti come grande avvocato e cose del genere, però è anche un modo per mettere in difficoltà la Meloni. E la Meloni, sì, è vero, non è una stupida, però è una che continua da sempre a non prendere posizione quando c'è una situazione scottante, insomma, questo lo fa in Europa. Abbiamo visto
questi giorni, insomma, con tutto il dibattito che c'è stata, lei ha fatto un giro molto largo per sfuggire. E purtroppo questa è la realtà. Io credo che il difetto consista nel sistema elettorale che costringe gente diversa a stare insieme. Cosa c'è di simile tra la Lega e i Fratelli d'Italia? Poco, anzi direi anche che all'interno della stessa Lega ci sono posizioni ormai divaricanti che non coincidono più, insomma, tra quelli che guardano a Vanacci a quelli che guardano a Zaia, insomma c'è un abisso. E se andiamo a vedere anche su alcune cose, anche all'interno di Fratelli d'Italia non è che ci sia sta compattezza. Se noi pensiamo alla questione del referendum, quello che ci sarà a breve le posizioni ad esempio che ha preso la Russa e tutta una serie di altri dirigenti in modo, insomma, così un po' camuffato, ma è che non sono d'accordo praticamente sulla proposta che viene fatta da Nordio, dalla legge proposta da Nordio, perché vengono da una cultura tutto sommato che considera la magistratura una struttura che in qualche modo va anche magari criticata ma anche conservata, perché gli è servita poi in una certa fase per attaccare una certa politica, eccetera. Quindi le divisioni ormai serpeggiano ma sono un po' molto dappertutto. soft nella destra, mentre nella sinistra vengono più rese visibili. Questo nuoce tantissimo. Devo andare assolutamente in pubblicità. Sì, è vero. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ciao Mirella, un saluto ai tuoi ospiti. Volevo coinvolgerli in una domanda. Dell'esistenza dei campi di sterminio erano a conoscenza dell'esistenza dei campi di sterminio erano a conoscenza molte istituzioni, anche la Chiesa. Perché non è stato sollevato presso l'opinione pubblica questo problema e tutti se ne sono rimasti completamente zitti? Cosa ne pensano i tuoi ospiti? Grazie. Grazie Livio, prego direttrice. Allora, questo è un tema molto interessante ed è tutt'oggi un obiettivo di ricerca. Per esempio c'è stato un convegno internazionale 2 anni fa, 2 giorni, il 9 di ottobre del 23, sulla figura del Papa Pio XII e le responsabilità della Chiesa. Anche su questo, insomma, si sta lavorando molto, perché cosa è emerso durante il convegno? Che dal 42, in realtà, anche forse qualche mese prima, già c'erano avvisaglie, già si vedeva i nunzi apostolici, vedevano quello che si stava preparando in Germania e negli altri paesi dell'est Europa. E avevano cercato di diffondere queste notizie, di farle arrivare al Vaticano e in realtà non è successo, cioè non sono riusciti a cambiare niente. Non è un giudizio sulla figura del Papa, assolutamente. Lui aveva anche, doveva tutelare tutti i cristiani cattolici che c'erano in Germania e che in qualche modo erano stati in qualche modo minacciati, però dimostra quello che diceva appunto l'ascoltatore, si sapeva. Mandiamo Forse anche le sapevano. immagini, che ne abbiamo tante, di quella regia, di quello che succedeva su questi campi di concentramento. Andiamo a vedere con le immagini queste terribili scene. Ma come la popolazione non poteva non sapere, direttrice, che c'erano... Io mi riferivo sì, ma anche questa alle... domanda ha fatto il nostro Livio. Sento poco. Certo, la popolazione credo che fosse consapevole. È uscito un film molto bello, La zona di interesse, che è stato trasmesso anche ieri,
ieri, che parla proprio di questo, di quello che succedeva intorno ai campi, e appunto tutti pensano che era impossibile non saperlo, e credo che quando sono arrivati i russi ad Auschwitz, come dice giustamente Giuliano, e poi invece più ad occidente sono arrivati gli americani, ci sia stato anche l'iniziativa di portare i cittadini tedeschi a vedere quello, limitrofi, a vedere quello, entrare nei campi perché si rendessero conto. Ecco, sono tutti così, come dire, risvolti di questa storia della Shoah terribile, come dicevamo prima, che in realtà sono passati 80 anni e forse anche 1 o 2 più dalla creazione dei campi di sterminio, ma ancora abbiamo molto da scoprire e da studiare. Ecco. Vanier, forse questa storia, questa vicenda terribile che era conosciuta, io sono convinta che era conosciuta da queste potenze, sì, però si faceva fatica a partire. Ecco, si parte sempre quando la tragedia è avvenuta. È questo che io mi domando, perché non farlo prima? Avevano la possibilità di aiutare queste persone, perché partire a tragedia avvenuta? Sapevi quello che si faceva in questi campi di concentramento, perché questo silenzio? Cosa aspettavano che succedesse? Oppure andava bene che tante persone morissero? C'era scientificamente questo progetto di eliminare, forse per mano dei tedeschi, dei nazisti, ma col consenso di altri? Ma però, ecco, io partirei però da un fatto cioè partirei dalla fine della guerra. Se noi leggiamo La tregua di Primo Levi e l'odissea che hanno passato gli ebrei nel ritorno, i sopravvissuti, emerge che in fondo la gente, proprio per le cose che dicevamo all'inizio, per secoli di una politica e di una propaganda e di una cultura che li ha demonizzati, non li amava. Sì. Se noi, Primo Levi dà questa immagine, no? Di questo popolo sostanzialmente rifiutato. Quindi anche se si sapeva, e magari non si sapeva nei termini in cui lo conosciamo oggi, però qualcosa, anche perché qualcuno era scappato dai campi e quindi aveva raccontato com'era la situazione lì. Però ecco, alla gente, degli ebrei, degli zingari, non gli importava, degli omosessuali, non gli importava sostanzialmente nulla. Ma dico, noi oggi abbiamo molte più immagini di quelle che avevano... Continuiamo a mandare le immagini per cortesia, grazie. Ma quello che volevo dire è, quello che vediamo a Gaza non sta scandalizzando tanta gente, esatto, perché tanti dicono, ci sono ministri di Israele che dicono quelli sono animali e devono finire come stanno finendo praticamente. Quindi noi dobbiamo ritornare sempre a cosa la politica ha seminato per capire la reazione della gente. La gente a volte non reagisce perché è stata educata nel considerare quelle persone delle sottospecie che non vanno tutelate in nessun modo. Però si usa la stessa arma anche nel 2025 e 2020, che è la fame. Ecco qua che arriva l'arma che si usava in queste immagini che vediamo. Io uso l'arma del cibo, non ti faccio mangiare, ti tolgo il cibo. Ecco che la storia ritorna. Basta copiarla. Che arma posso adoperare? Invece di ucciderli con i cannoni, con le armi,
li uccido perché non gli do da mangiare e muoiono. Quello che sta avvenendo Quello a che sta Gaza. avvenendo. Cioè non è che cambi più di tanto poi, perché basta copiare. Come faccio a eliminare tante persone semplicemente non dandogli da mangiare? La storia si ripete in La forme storia nuove, ma si ripete. Allora direttrice, ormai siamo in chiusura della prima parte, con quale messaggio vuole salutarci? Quale messaggio vuole lasciare questa mattina? Lei che cerca invece di far capire l'importanza della storia, dell'insegnamento a questi ragazzi, capire l'importanza di essere intrigati con la storia, che fa parte anche della loro storia. Certo. Allora, io credo che il giorno della memoria abbia una funzione che non è solo celebrativa, ma è l'occasione per rispolverare la storia, cioè e ritornare ai documenti. Noi, per esempio, domani presentiamo questo libro perché per noi il giorno della memoria è... Eccolo qua. Prego, prego. Il giorno della memoria è anche l'occasione per pubblicizzare i nostri studi e le nostre ricerche. Stamattina, prima di venire qua, ho contato 11 pubblicazioni Stresco sulla storia degli ebrei del Novecento. Ecco. E diciamo che attraverso gli studi si capisce benissimo che cosa è successo e quali sono state le condizioni che lo hanno causato, più che occuparci purtroppo dei campi di sterminio, di cui sappiamo che quella è stata la soluzione finale, ma l'importante è vedere come siamo arrivati, quali sono i passaggi. Prima Varnier ha fatto un'affermazione che io voglio sottolineare. Alla sua domanda, perché ce l'avevano con loro? Perché tutta questa cattiveria verso queste persone? Allora, almeno diciamo secoli di antiebraismo prima e di antisemitismo poi dall'Ottocento, che ha complicato ancora di più il rapporto con gli ebrei, e poi il frutto appunto del Novecento, delle leggi razziali, della propaganda con la quale anche da noi gli ebrei sono stati presentati agli altri cittadini, ma erano cittadini anche loro, come gli altri, erano italiani anche loro. Ecco. Dove anche la civilissima Svizzera non tanti anni fa scriveva vietato ai cani e agli italiani. Sì. Cioè, perciò, ecco, cioè, non è che... possiamo un secondo solo perché abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea direttrice. Abbiamo Luciano da Desenzano del Garda. Vai Luciano. Mirella, ciao. Buongiorno agli ospiti. Io, amici miei, ho 80 anni a ottobre, sono antifascista, antinazista, anticomunista e anti-Islam. Chi non ha ancora capito che l'Islam è peggio di tutti questi altri tre. Il primo delinquente assassino della terra è stato Mao Zedong, 70 milioni di morti, comunista. Il secondo Stalin, 60 milioni di morti. Di questo i giovani italiani non ne sanno niente, parlano solo del fascismo. Dovrebbero portarli un po' in Siberia, a meno 40 gradi. Due, Mirella, lasciami parlare stamattina perché non sto anche bene, purtroppo. Dicevi che i soldi per mangiare, ma Prodi ci ha dimezzato gli stipendi e le pensioni, ci ha dimezzato. Ieri Mirella, dopo tanti anni, ho parlato con una tedesca vedova che è venuta in Italia tanti anni fa col marito, poi è morto, no? E ha bisogno della badante, ma prenderà 1.000 euro di pensione e dice andrò a casa di riposo 2.500 al mese e vendo la casa. Ma anche io, Mirella, io che prendo 1.300, ho casa, ho soldi in banca, per la badante costa 20.000 euro all'anno e io ne prenderò 15. Sono queste le cose, non la Meloni. Si vince anche la sinistra
quel signore lì mi dica dopo come fanno a mettere in busta paga 500-700 euro in più a tutti gli operai e pensionati? Dove va a prenderli? Prodi ci ha rovinato 20 milioni di italiani, ha rovinato 10 milioni di famiglie di italiani. Per vivere in Italia una famiglia con 2 bambini o uno ci vogliono 3.000 euro, ci vogliono. Io ho amici che prendevano 1.200, 1.400, andati in pensione prima di me e si sono trovati con 600, 700, 800 euro e hanno venduto la pandina. Non si scaldano, Mirella. Grazie Luciano, basta, se no veramente non ce la faccio, hai detto tante cose. Barnier. Mi pare che questo signore ce l'abbia col mondo intero, sì. No? La Meloni, a Prodi, sì. E anche sui dati mi pare Stalin 60 milioni, non rimaneva più nessuno in Russia, si ammassava 60 milioni di persone. Ma a parte queste considerazioni, la domanda che faceva poi è come si fa a potenziare eventualmente le buste paga delle persone. Bisogna cambiare in profondità il modo di produrre in Italia e in Europa e probabilmente occorre farlo anche in competizione con gli Stati Uniti d'America. Noi non possiamo continuare a comprare il loro gas che costa 4 volte di più di quello che costa il gas di altre parti. Trovare altri mercati. Trovare altri mercati. Il Canada si rivolge alla Cina e ha mandato a quel paese gli Stati Uniti d'America, e il Canada, insomma, non l'ultimo arrivato. Ecco, io credo è quello che dovrebbe fare l'Europa. È quello che dovrebbe fare l'Europa, guardare a nuovi mercati, ed è così che si può potenziare l'economia e quindi dare più soldi nelle buste paga dei lavoratori. Ma ecco, se io posso dire una cosa finale, io la direi rivolgendomi ai giovani, ecco, invitando i giovani a partecipare, a non sfuggire dalla politica. E se la politica non li cerca, che siano loro a cercare la politica, e magari cacciando via anche qualche politico e mettersi al posto di qualche politico. Credo che sia questo che si deve dare come indicazione alle nuove generazioni. Anche perché il futuro è nelle loro mani. Anche perché è loro il futuro. Esatto. Grazie. Direttrice, vuole aggiungere qualcosa che sentivo velocemente? Niente, perché uno sguardo anche al presente l'abbiamo pensato con una serie di appuntamenti per la cittadinanza che si titola Mai più per nessuno, ecco, perché per una riflessione appunto su questi crimini di massa del Novecento e che adesso ritornano. E abbiamo allora questo calendario per cui abbiamo sentito la Shoah tra calendario civile e cultura di massa con Elena Cadamuro. Il prossimo appuntamento a Treviso sarà Olocausto e Nakba, narrazioni tra storia e trauma, perché noi abbiamo la nostra memoria, la nostra giornata della memoria. Gli israeliani hanno la loro e i palestinesi hanno la loro, e Olocausto, io non sono d'accordo sul titolo, va bene, Shoah e Nakba sono le loro 2 memorie che devono imparare a dialogare tra di loro e a riconoscersi, e quando questo avverrà, speriamo di riuscire a vederlo, si potrà pensare a un progetto per i loro paesi. Ecco. Grazie direttrice, ringraziamo veramente la dottoressa Emilia Peattini, direttrice scientifica Istresco, ringrazio Giuliano Varnier, presidente provinciale AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, essere stato con noi. Pubblicità. Il terzo invece mi ha buttato la gavetta a lavare, e io ho visto in fondo questa gavetta del soldato un po' di marmellata, e in quella marmellata c'era la vita. Lui mi ha lasciato apposta la marmellata, e quindi questa marmellata
era la mano di Dio che è scesa a terra, che niente, una cosa incredibile. Poi il quinto era un guanto bucato, mi ha regalato, e un cuoco a Dachau, un cuoco dove anche lì eravamo 15 donne che abbiamo fatto il lavoro migliore del mondo nei campi. Abbiamo in un castello degli ufficiali che è vicino a Dachau, poi io ho rivisto, è un castello, pelare le patate, le rape, le carote per la cucina tedesca. E lì il cuoco, in questo posto, questi sono i richiamati oltre 45 anni, non ero dell'SS o Wehrmacht, e mi ha chiesto come ti chiami. Questo come ti chiami era... Io esistevo, io c'ero, avevo un nome, non un numero. Ha detto, wie heißt du? E io non credevo ai miei occhi, come può chiedere come ti chiami? Rivolgere questa frase, una nullità, un nulla, non era niente. E io ho detto che mi chiamo Edith, ha detto io ho una figlia piccola come te. E aveva nel taschino un pettinino, io avevo i capelli corti così, e mi ha regalato. Allora io ringrazio la professoressa Rita Artese, docente di storia e italiano, grazie professoressa. Ringrazio anche il professor Salvatore Passaro, insegnante distaccato all'Istituto di Stresco, perché Mirella oggi parte con questa giornata. Perché tutti i giorni, secondo me, dovremmo ricordare, dovremmo far capire l'importanza della storia e dare questi messaggi ai nostri ragazzi che sono il nostro futuro. Saranno forse qualcuno anche il nostro politico di turno, forse arriveranno in Europa, chissà. Però dobbiamo forse sì insegnare la storia, ma non essere fortunato, come dicevo prima, prof, di avere quell'insegnante o quella scuola. Oppure, e adesso glielo spiego perché dico questo, perché ho avuto un docente che ha detto, sai Mirella, noi tutte le mattine saliamo come fossimo sul Monte Bianco, saliamo in cima e vediamo chi abbiamo di fronte, sono i nostri studenti che arrivano, e vediamo chi sono e come si muovono e si presentano. Il problema è capire chi di noi ha voglia di scendere e andare a vedere chi sono questi ragazzi che hanno bisogno di supporto. Purtroppo, l'ha detto lui, era seduto dove è seduto lei, prof, molti di noi non lo fanno, per paura, perché è un impegno, perché non sai, invece loro hanno bisogno che tu scenda, che li prenda per mano, specialmente i più fragili, quelli che sai perché tu li vedi, noi sappiamo chi sono, li vediamo da come si muovono in quel momento. Ecco, forse la bellezza, la gentilezza, la cultura riuscirà a fare questo. Io sono convinta, il dialogo, l'ascolto, non le armi. I ragazzi non vogliono le armi, i ragazzi ripudiano le guerre, sono loro che manifestano, non sono i nostri diversamente giovani, sono loro. Eppure qualcuno divide. Non riusciamo mai a unire queste forze, questa forza della natura che abbiamo la fortuna di avere, che abbiamo sempre avuto, perché sono morti, non sapevano neppure poveretti, perché andavano al fronte a morire, nessuno glielo spiegava. Eppure andavano, in silenzio, morivano, e noi non sappiamo neanche i nomi di tanti, chissà, chissà. Ecco, forse la storia potrebbe intrigare, però vorrei partire dalla professoressa Artese, perché ci tengo tantissimo alla figura femminile, che alla Mirella ci tiene tantissimo. Chissà che un po' alla volta ce la faremo, prof. Sì, dai. Però cosa vuole dire? Ecco, lei insegnante, ecco, capire che forse è il momento di scendere dal Monte Bianco, perché là la scuola, cioè non hanno altro sti ragazzi, nella pandemia lo hanno dimostrato. Dove li trovavamo? Nella scuola, che avrebbe mai immaginato, seduti nei marciapiedi della scuola. Prego, prof. Allora, io sono una di quelle che scende dal Monte Bianco, sempre, non ho problemi a farlo, anzi, ogni volta che entro in classe, magari specialmente nelle prime classi, no, perché poi la continuità ti fa conoscere. Io dico sempre questo, che non dimenticherò mai, e mai lo farò, quando ero dall'altra parte.
perché loro ci devono vedere, i nostri alunni, come persone di cui fidarsi e a cui affidarsi. Quando inizi a fare un discorso del genere non ricevi dall'alunno la paura, ma il rispetto, ed è il rispetto proprio che fa andare avanti una scuola come si deve, per quanto mi riguarda. Stiamo attenti ovviamente a ogni loro minimo messaggio di aiuto, di richieste. Noi facciamo un sacco di cose a scuola, lei lo sa, il Sansovino Obici è una scuola molto attenta, sia, come diceva il professore, agli eventi che sono poi quelli internazionali, no? Che il legislatore scolastico pretende, le giornate quelle insomma calendarizzate, ma non solo. Quindi attenti a richieste relative, che ne so, a bullismo, piuttosto che, sì certo, piuttosto che la giornata della solidarietà, dell'aiuto, dell'abbraccio, cioè qualsiasi cosa. E adesso ovviamente che siamo in pieno clima, no? Relativo al giorno della memoria, che come diceva lei non è solo il 27, attenzione anche a questo. Proprio 2 giorni fa un ragazzo ringrazia della possibilità che noi come scuola offriamo, perché ovviamente quando vedo la signora Brucchi io tremo, perché io ho avuto l'onore, noi come scuola, con il nostro capo dipartimento che saluto, che mi accompagna sempre, di sentirla, di ospitarla, e quando parla, come diceva lei, la racconta con una freddezza incredibile una realtà terribile. Quindi io ho visto una platea in silenzio assordante, e quindi è importantissimo, ecco, far capire ai ragazzi quanto è importante il dialogo e l'aiuto, per quanto mi riguarda. E conoscere la loro storia, perché anche sì. La loro storia, però bisogna raccontarla nella maniera giusta. Veritiera. Veritiera, là il problema è questo. Professore Passero, cosa aggiunge? Lei era qua anche prima, nella prima parte, prego. Sì, allora, in riferimento alla giornata della memoria, noi insegnanti ovviamente abbiamo il dovere, no, di seminare, come dire, e di introdurre questi argomenti, un po' perché ce lo chiede la legge, un po' perché c'è proprio la legge del 2000. Precedentemente dicevate, no, che abbiamo anticipato l'ONU, perché l'ONU ha istituito la giornata della memoria nel 2005, quindi siamo stati antesignani noi italiani, abbiamo avuto forse una maggiore sensibilità. Allora, io credo che ci siano tanti insegnanti, io adesso sono distaccato, ma ho insegnato tanti anni nell'Istituto Comprensivo di Paese, poi sono passato alle superiori, al Fermi Giorgi, e vedo, perché vado in tante scuole che mi chiamano per parlare di questi argomenti, che ci sono tanti insegnanti, referenti di scuole che lavorano. Faccio l'esempio del Mazzotti di Treviso, che ci chiama per una serie di incontri, non soltanto il 27, ma noi iniziamo tutto il mese di gennaio, ci rechiamo al Mazzotti, tutti i ricercatori Stresco, me compreso, a parlare di diversi argomenti che sono anche da parte nostra contestualizzati nella storia locale. Certo. Perché è chiaro che se affronto il problema, forse dobbiamo cambiare anche l'approccio, no? Prima c'erano i testimoni, e quindi i testimoni hanno un effetto, come dire, sicuramente molto forte, c'è un silenzio assoluto quando parlano, ma adesso i testimoni non ci sono più, quindi dobbiamo farci carico noi. Come possiamo avvicinare questi ragazzi a questi argomenti? Allora, io le posso dire che quando vado in qualsiasi scuola, dal liceo al professionale, e faccio un esperimento sociale, no? E la prima cosa che dico è: volete bene i vostri nonni? Tutti dicono di sì. Conoscete i nomi dei vostri nonni? Sì. Sono le persone che amate di più? Sì. Poi dico: va bene, allora adesso mi dovete dire quanti di voi conoscono il nome dei propri bisnonni. L'80% non sa il nome. Quindi significa che i genitori delle persone che noi amiamo di più, noi non li conosciamo. Quindi perdiamo la conoscenza storica già della nostra famiglia. Bene, dobbiamo avvicinare i ragazzi si avvicinano soprattutto sulla storia contemporanea, su questo argomento, se creiamo una nuova prospettiva.
E gli strumenti ce li abbiamo, perché adesso online ci sono degli archivi, penso all'archivio Haraldsen tedesco che raccoglie 60 milioni di documenti di deportati nei campi tedeschi, penso agli studi della Pizzuti che ha raccolto tutti i nomi degli ebrei italiani che sono finiti nei campi di concentramento in Germania, ma penso anche all'albo IMI Caduti, che è un sito ufficiale italiano-tedesco dei due governi che raccoglie i nomi dei militari italiani. Quindi nel momento in cui io vado a mettere il nome di Treviso all'interno di questa ricerca e mi vengono fuori migliaia di IMI, dei quali non abbiamo parlato per esempio, perché la Shoah, come diceva giustamente la direttrice, si parla di Shoah, innanzitutto dobbiamo insegnare ai ragazzi che si tratta di distruzione di un popolo, ok? Shoah significa questo, e non fu un olocausto, come spesso gli anglosassoni, gli americani, ma anche tanti italiani, anche tanti storici continuano a usare impropriamente questa parola, perché non ci fu nessun sacrificio a Dio. Bravissimo. Non fu sacrificato nessun agnello come facciamo a Pasqua noi cattolici. Bravissimo. Quindi fu una distruzione di un popolo certificata, proprio organizzata a Wannsee nel 1941, dove si riunirono le SS. Questa è l'unicità della storia della Shoah, cioè ci fu un momento certificato con i documenti in cui si apprende che i nazisti decisero di eliminarli. Tanto è vero, quando io racconto ai ragazzi la storia della deportazione, parlo sempre di ebrei, di deportati politici, di militari e poi di tutte le altre categorie che ebbero dei triangoli. I ragazzi si accendono perché nel momento in cui scorrono i nomi Bressan, Cavallin, dei cognomi trevigiani della propria città, e spesso mi è capitato che qualche alunno ha trovato il suo nonno, il suo bisnonno e ha pianto pure anche durante la lezione, e allora l'effetto è molto più forte. E poi il discorso va collegato con l'educazione civica. Chi era un nazista? Chi erano i fascisti? Poi possiamo parlare anche dei comunisti, ma se parliamo di Shoah dobbiamo parlare di questo argomento in questo momento. Qual era il valore? Ce lo dice Norberto Bobbio: il fascismo era camicia nera, colore della morte e teschi sui... cioè i ragazzi lo capiscono subito perché sono distanti dall'ideologia dei nostri genitori, delle nostre ideologie. I manganelli, l'olio di ricino, le fotografie sono già esplicative. Quindi se la violenza era la caratteristica fondamentale di quel movimento politico, e lo dice Norberto Bobbio, e Norberto Bobbio, per rispondere al signore che ha chiamato prima, che è un liberale, diceva: il comunismo e il fascismo sono hanno creato due poi poteri totalizzanti, no? Insomma, chi diventa capo di quella nazione, come il Papa, finché non muore non va via. I partiti non ci sono più, spariscono, e quindi sono uguali in questo. Però io ho imparato da Bobbio che il fascismo ha valori negativi di partenza e li ha messi in pratica. Il comunismo parte dal sistema di uguaglianza, parte da concetti che hanno fatto breccia all'inizio del Novecento, perché se tu a un poveraccio vai a dire dividiamo le terre e guadagniamo tutti allo stesso modo, è chiaro che attrae questa idea. Poi chi prende il potere, e questo è un problema attuale, bisogna vedere come si comporta. E in effetti gli esempi, ed ecco qua che arriviamo, professoressa Artese, all'esempio che la società deve dare ai giovani. Ecco, è una pianticella che cresce. Allora se io questa pianticella, lo dico tutte le mattine, la coltivo dall'inizio bene, nella maniera corretta, appunto con la gentilezza, col diavolo, con la bellezza, perché questa pianticella quando esce posso avere la speranza, perché c'è sempre il vento che te la può spostare. Comincia a chiedere perché è curiosa, perché sono nato, perché devo dire papà, mamma, sono le prime parole che dice questa pianticella quando... Questa pianticella deve crescere bene, ma devo coltivarla subito. Esatto. Non la devo coltivare dopo, perché dopo è troppo tardi. È tardi riprendere, sì, ce la faccio, ma non ce la farò con tutti, perché sono già andati oltre. E quando vai oltre è difficile. E allora perché non si fa questo? Perché non si investe nella scuola? Ma come? Ma ci parla, abbiamo ancora delle scuole fatiscenti, ne mettono a posto una, sembra che abbiano messo a posto tutte le scuole. Ecco, e gli esempi che abbiamo, sempre esempi negativi, e mai dei bravi ragazzi che invece faccio vedere tutte le mattine, perché sono quelli che a me interessano.
far vedere che c'è questa moltitudine, perché sono anche tanti i ragazzi bravi, ma veramente tanti, che si impegnano nello studio, nell'arte, nella bellezza. E no, perché rompo il sistema è quello di far vedere la paura, il terrore. Ormai tutti abbiamo paura di uscire, ma io no, ma la maggior parte di uscire di casa, perché il messaggio che arriva, attenzione, ma non sono neppure più sicura a casa, perché abbiamo gli furti alle 9 del mattino, poi mandiamo i vigili e forze dell'ordine a Cortina, e qui non importa, ma è quello il messaggio che dobbiamo dare. Ma fa tutto bene, qual è il problema? E risolviamo col controllo del vicinato. E questo ragazzo ascolta, vede, allora c'è quello che riesce a capire perché è cresciuto bene, ma quella piantina che è cresciuta male, come facciamo a dire fermati, che ha il nemico dietro l'angolo, esco da scuola, qual è il problema? Dietro l'angolo trovo quello che mi serve per comprarmi le scarpe, basta che dia 2 bustine e ho risolto il problema. Ecco, sono fragile, devo diventare forte, come faccio? Vado col coltello, allora sono forte. È vero che la scuola sta facendo tanto, professoressa, è vero, perché bisogna dire la verità, è anche vero. Infatti Però il problema è il dopo scuola che mi spaventa. Ecco qua, l'educazione civica. Ma come? Siamo tantissimi volontari, associazioni, non abbiamo i giovani, eppure andiamo nelle scuole da anni, però non li intrighiamo. Dov'è che vedo i giovani, prof? Li vedo nella Croce Rossa, perché li intriga. Divento protagonista perché imparo, faccio, li vedo negli animali perché mi fido. Eh sì, io degli animali mi fido, allora vado a fare volontariato, dopodiché fuffa. Allora, prof, però io mi sento di... Scuola e volontariato. Volontariato, anche un volontariato di storia, abbiamo avuto l'Istresco. Ecco, come far partecipare, intrigare questi ragazzi di più? Io mi sento di lanciare un'ondata di positività a quella che è la scuola che rappresento, ovviamente. La nostra scuola è aperta fino alle 7 di sera. Intanto. Cominciamo col dire che non è così. Noi apriamo la scuola fino alle ore 19 con tantissimi progetti dell'offerta formativa che noi infatti sponsorizziamo, diciamo, pubblicizziamo durante i nostri orientamenti, sia a scuola, quindi sia quando insomma, i genitori vengono da noi nelle cosiddette porte aperte, sia quando andiamo noi nelle scuole. E i ragazzi, in effetti, io li vedo piacevolmente sorpresi, perché a partire dal teatro, finendo al volontariato, all'Avis, ai progetti del Dipartimento di Scienze Motorie che fa tantissime cose, quindi ecco, noi come scuola, io mi sento, lo sottolineo, vado fiera, e noi li teniamo a scuola e li aiutiamo perché loro hanno bisogno di un incontro, di stare tra loro in maniera pura e in maniera serena. È ovvio che fuori c'è di tutto e di più, è inutile che neghiamo che ci siano le baby gang perché è un problema serio, però i nostri ragazzi hanno la possibilità di scegliere. Ferma, prof. Qua allora. È vero e ne do atto. Ma perché si deve fare tutto a scuola? Ma mi scusi, ma perché il teatro non andiamo a farlo nei teatri? Abbiamo i teatri. No, perché bisogna anche dirle. E perché a scuola devo fare l'orto? Ma lo facciamo negli orti sociali, mettiamo assieme i giovani, i diversamente giovani? Ma perché si deve fare tutto a scuola, prof? Ma perché? Io non so, sarà solo io che vedo sbagliato. No. Ma mi sembra che la scuola deve fare la scuola. L'educazione civica, dove ti intrigo, deve essere fatta fuori dalla scuola. Perché non vanno a teatro tanti giovani? Perché non li conoscono. Posso permettermi? Certo, prof. Li intrigo portandoli, accompagnandoli. Ma perché dobbiamo fare solo ed esclusivamente a scuola i laboratori? Andiamo negli ospedali a fare laboratorio? Sì, possiamo andare, prof? Passano. Allora, quello che lei dice è giustissimo, cioè la necessità di ampliare l'offerta, ma questa è una responsabilità non della scuola ma della politica. Certo. Io le posso dire che cosa ha fatto la politica da insegnante nei confronti della scuola e lei me ne darà atto. Nella provincia di Treviso, ma un po' anche in tutta Italia, anche nella mia Puglia, sta diventando ormai consuetudine chiudere la scuola il sabato. Perché le famiglie devono andare a sciare
E allora la politica che prende i voti dalle famiglie che votano, e c'è questa richiesta, accontenta le famiglie e riduce l'orario di lavoro. L'ora di storia è stata ridotta nelle scuole negli ultimi anni, prima c'erano 3 ore, adesso se ne fa 1,5. 2. Capisce che tutto parte dalla politica, e io non faccio un discorso di partiti perché hanno governato tutti, ma la situazione attuale è questa. Allora, è vero che la scuola non può far tutto, ma sicuramente quando è stata introdotta la norma di riforma che l'educazione civica la deve fare la famiglia e non la scuola, mi permetta, questo è un grave errore, perché se ho un papà fascista e mi insegna valori negativi, capisce che le famiglie hanno la loro opinione, ma la scuola segue la Costituzione. Noi insegniamo a scuola i valori della Costituzione e quei valori sono stati scritti da quei deportati che in Parlamento sono andati a finire nel 1945 e l'hanno scritta nell'articolo 3 senza distinzione di religione e senza distinzione di sesso. Apro una piccola parentesi, io sono eterosessuale, va bene? Ho un figlio. Ma nella Costituzione c'è scritto senza distinzione di sesso, e il professore Gio Bolinacci dell'Università di Bari mi spiegò che non avevano scritto i costituenti senza distinzione tra maschi e femmine, perché il concetto di sessualità è un concetto scientificamente ampio. Ci sono dei pesci che nascono, per rimanere dal punto di vista scientifico, che cambiano sesso, quindi se è vero che gli animali cambiano sesso per procreare, sarà anche possibile, se è vero che gli uomini nascono con delle malformazioni, con dei problemi, sarà anche possibile, se è vero che Giulio Cesare era gay, se è vero che Tiziano Ferro è gay, se è vero che c'è questa, cioè, lampante, oggettiva diversità, perché noi ci dobbiamo nascondere dietro poi l'educazione civica della famiglia? No, non bisogna fare più, adesso si dice che non bisogna più fare educazione civica perché è la famiglia che educa, non la scuola, e questo è un errore grave, questa è la mia opinione da insegnante, è chiaro? Infatti. Poi la società, la comunità comunale, provinciale, regionale e nazionale hanno il dovere di, come giustamente dice lei, non di ostacolare il volontariato, ma di incentivarlo con dei progetti che possono partire dal comune, che possono partire dagli ospedali, che possono partire dall'associazionismo. Fare squadra. Fare squadra. Intanto noi a scuola lo facciamo. Intanto a scuola. Però se io, professori, non ho patria, Dio, patria e famiglia, non ho Dio, non ho patria, non ho famiglia, dove vado a appoggiarmi? Qua ti voglio. Ecco che io arrivo per arrivare a scuola devo capire anche chi mi accompagna a scuola. Certo. Perché prima della scuola qualcuno mi offre qualcos'altro. Io ho trovato un ragazzo, l'ho raccontato anche ai miei telespettatori e telespettatrici, che ha fatto un percorso di recupero con la messa in prova e ha detto: io ho sbagliato ma avevo fame. E per procurarmi il cibo ho dato delle bustine e sono stato subito preso perché non sono capace di farlo. E io gli ho detto: ma come? Non sapevi dove andare da mangiare? Con tutti i banchi alimentari, le mense? Non sapevo, nessuno mi ha detto dove andare. Ecco qua. E allora lui ha pagato. Era un bravo ragazzo perché dentro di lui ha fatto questo percorso di recupero. Però capisce che se non trova qualcuno, non come la sottoscritta, ma come tanti altri, che lo prende per mano e gli dice: vieni con me, proviamo assieme a vedere se vuoi veramente integrarti, lavorare. Allora capisce che invece il messaggio è quello, e ecco qua l'etichetta, prof, che noi mettiamo noi subito: spacci, sei un delinquente, sei un ladro, o se una persona nasce diversamente agile, sei un incapato, sei un disabile, addirittura non ti faccio lavorare nonostante l'impresa non assume, perché vuol dire rallentare, me lo dicono i sindacati. Io non assumo perché se assumo il diversamente agile devo rallentare perché ha bisogno di più tempo, anche se è più bravo magari di un normodotato perché ci mette più impegno. No, ecco, è tutto questo, il giovane vede questo, lo sente. Capisce che non facciamo passi avanti finché non diamo loro la possibilità di intrigarli nella maniera. Loro sono protagonisti. Ma infatti. Loro hanno questa forza dentro. E noi cosa facciamo? Li facciamo mangiare male, malissimo. Avete sentito cosa mangiamo, no?
sente che qualcosa si muove? Sente un silenzio assordante su quella schifezza che ci danno da mangiare? No, perché c'è un sistema da difendere. Questo ragazzo cresce, poi passa qualcuno, ed ecco qua che ritorniamo alla storia, davanti al banco alimentare, il mio, vede queste persone in fila, specialmente quelli di colore, dicono: guarda là i sacchi a perdere, guarda Mirella chi dà da mangiare. Allora io fermo questa persona, però scappa perché non ha coraggio di fermarsi, si è già pentita di averlo detto un po' forte. E allora io invece questa persona dico: torna indietro, vieni qua che ti faccio vedere cos'è un banco alimentare che non sai neanche come funziona. Vieni qua che ti faccio conoscere questo sacco a perdere. Ecco la mia paura, che il giovane con questi messaggi diventi ancora più rabbioso, più cattivo, perché lo sente. Lui capisce, sono loro prof che manifestano contro le guerre, non siamo noi, non andiamo noi, sono loro e ci rimettono la vita nel mondo. 77 guerre, volete spiegarmi anche in questo momento quante persone stanno morendo, quanti giovani stanno morendo, quanti fragili che non possono neppure scappare perché sono nati fragili? Giulia da Venezia, vai Giulia! Sì, ciao Mirella, buongiorno a tutti e ai tuoi cari ospiti che hai là. Allora Mirella, io l'ho detto ancora in trasmissione, mi sono regalata, mi hai sentito fino adesso Mirella? Sì. Mi sono regalata il libro della senatrice Liliana Segre. E allora là Mirella, leggendo quel libro, ho capito che io non vado a paragonare quello che ha detto del Mao e del Stalin, e paragono l'Italia, Mirella, che abbiamo delle cariche al governo che negano ancora adesso quello che è successo là a Auschwitz. Perché Mirella, volevo dire che noi italiani, a parte che io non c'entro, non c'ero, ma mi vergogno perché i nostri ebrei, Mirella, italiani, sono stati messi in mano ai nazisti, fascisti, dall'Italia. L'Italia. E allora, Mirella, di cosa stiamo parlando? Perché ancora adesso non vogliono negare il saluto là del braccio, le cariche che sono al governo. E pensare che la Costituzione, Mirella, nostra è la migliore che abbiamo, perché è stata scritta dopo un grande versamento di sangue che mio papà ha fatto alla prigionia. E pensa che se non c'erano i gloriosi partigiani non ci saremmo neanche qua, perché loro dopo 2 anni non volevano più lasciare l'Italia e mio padre con l'armistizio dell'8 settembre non poteva venire a casa perché era prigioniero degli inglesi. Esatto. È venuto a casa quasi nel 46. E allora Mirella, di cosa stiamo parlando? È scritto anche nella Costituzione che il partito fascista è stato bandito, però continuano a nominarlo. Scusami Mirella se mi sono alterata così, però non posso sopportare che al governo ci siano le alte cariche che ancora non proteggono quegli assassini. Ti ringrazio Mirella dello spazio che sono mi hai i dato. nostri diversamente giovani che parlano, la nostra Giulia. Allora andiamo a vedere, visto che hai parlato di questa cosa importante che è la resistenza nel Trevigiano. Andiamo a vedere. Noi ospitiamo proprio un...
morti? Il marito sì, io. Due? Due, il marito e il figlio. Il marito. Ho avuto 2 fratelli morti. Sono i familiari dei partigiani trucidati a Trevignano, in provincia di Treviso. Nel settembre del 1944 l'intera regione viene investita dalla furia nazista. Kesselring, il comandante delle truppe tedesche in Italia, ordina la terra bruciata. Il generale tedesco emana proclami su proclami. Spera di fiaccare il morale dei suoi nemici. Ma i partigiani rispondono con appelli all'unità. Bisogna resistere all'occupante. Bisogna combatterlo ovunque. Le forze alleate premono sulla linea gotica. Kesselring deve assicurarsi il controllo delle vie di una eventuale ritirata. E le vie passano tutte attraverso il Veneto, dove esiste un forte movimento partigiano. Uno schieramento imponente. Un pericolo mortale per i tedeschi. Sulla prealpe trevigiana, a cavallo tra il Bellunese e il Friuli, la divisione Garibaldi d'assalto Nino Nannetti occupa una posizione chiave. Dalle montagne e dalla pianura 5.500 uomini insidiano i rifornimenti, terrorizzano i presidi tedeschi, attaccano le colonne corazzate, sabotano i depositi militari. Fanno saltare ponti e strade ferrate, impegnano aspre e sanguinose battaglie campali. Sono azioni di guerra efficacemente coordinate e dirette. Il comando della divisione è installato sulle montagne di Vittorio Veneto, nella foresta del Cansiglio. All'origine erano 20 uomini. La volontà antifascista ne ha fatto una agguerrita unità combattente. Io, partigiano delle brigate della divisione garibaldina Nino Nannetti, giuro di non deporre mai queste armi che volontariamente ho impugnato e di combattere fino a quando un solo tedesco e un solo fascista calpesterà il suolo della patria. Giuro di combattere ogni ritorno offensivo del fascismo e della reazione antidemocratica e antipopolare che tentasse di strappare il potere agli uomini rappresentativi del popolo. Morte al fascismo, libertà ai popoli. Quassù, a ricordo di tante battaglie, ora rimane solo un semplice cippo. Uomini tenaci e valorosi si alternano al comando della Nannetti, delle sue brigate. Popolari nomi di battaglia: Bianco, Pagnocca, Chirurgo, Milos, Amedeo, Biondo. L'ex maggiore dell'esercito Francesco Pesce, nome di battaglia Milo, è l'ultimo comandante in ordine di tempo. Guiderà la Nannetti fino alla liberazione con prestigiosa autorità. Nelle brigate della Nannetti confluiscono contadini, operai, intellettuali, studenti, giovani di ogni ceto. Provengono da disparate regioni, dalla Sicilia al Piemonte. Sono i soldati e gli ufficiali che hanno lasciato l'8 settembre le loro unità, sbandati di ogni arma. Nel marasma della disfatta fascista hanno scelto distinto la strada giusta. È morto un partigiano. Stravagante figura di intellettuale, il pittore Emilio Vedova. Silvana Sonego, nome di battaglia Diana, è tra le prime staffette della Nannetti. Come lei tante altre, Mirka, Marisa, Gloria, Leda, in montagna e in pianura. Il loro coraggio non è inferiore a quello dei loro compagni. Anche le donne hanno trovato la forza della ribellione. Leda oggi aiuta il padre in una piccola osteria di paese, sulle pendici di quella montagna che la vide partigiana. Una vita tranquilla, serena, appartata. Pian di Spina era il posto avanzato della Nannetti sulla strada del Cansiglio. Questa donna era la vedetta.
Rischiava ogni giorno la vita per segnalare i movimenti dei tedeschi e dei fascisti. Era la madre di tutti i partigiani. Vegliava sulla loro sicurezza. Dire l'azione dei preti. Allora professore, come commentiamo quello che abbiamo visto, questa resistenza? Lei ha portato anche dei libri, vedo che ha dei libri, prego professore, sì. Facciamo vedere intanto. Noi come istituto, è chiaro, siamo istituto di storia per la resistenza e della società contemporanea della Marca Trevigiana. Prima avevate avuto la direttrice scientifica Emilia Peatini, insomma, che vi ha mostrato il libro che presenteremo domani, che è quella sugli ebrei di ebrei internati liberi a Castelfranco, internamento libero, gli ebrei stranieri internati a Castelfranco, che è lo studio di alcuni insegnanti di Castelfranco, soci dell'Istresco, che sono arrivati poi alla pubblicazione di questo libro che l'Istresco appunto presenterà al Teatro Comunale di Castelfranco domani sera. Invece le immagini ovviamente riguardano il video di Taffarel, mi pare, che parte dai fatti di Trevignano, mi pare, dall'eccidio dei partigiani che furono massacrati dai nazifascisti a Trevignano. È chiaro che qui noi siamo istituto storico della resistenza, quindi abbiamo le idee ben precise su ciò che è stata la seconda guerra mondiale, il sacrificio dei militari italiani che dopo l'8 settembre furono costretti. C'è una bella immagine del FAST che mostra, no, Camaggiore con tutti i militari italiani che avevano di media la quinta elementare, non erano istruiti, ma nel momento in cui gli chiesero loro cosa fare, andare a combattere coi tedeschi oppure continuare a combattere coi tedeschi oppure andare a finire nei campi di concentramento. Allora bisogna dirla tutta, non avevano cognizione di cosa fosse un campo di concentramento come ce l'abbiamo noi, ma sapevano che cos'era stata la guerra in Russia, la ritirata e le scarpe di cartone, la gente che era partita convinta fascista torna e diventa antifascista. Perché la storia è complicata, tanti partigiani hanno cambiato casacca, erano prima fascisti e poi sono diventati partigiani resistenti, perché hanno capito che cosa stava accadendo nel mondo, in Italia. C'erano queste due superpotenze che volevano conquistare il mondo. La fermo un secondo perché abbiamo Ernesto da Cittadella. Ciao Ernesto. Ciao, grazie. Prego. Allora, volevo testimoniare per quanto riguarda l'emigrazione di mia madre che è andata in Argentina, no? Sì. Vai Ernesto, ti sentiamo, vai. Sì, no, siccome il tema è commosso, ho guardato quel video di questa sofferenza della seconda guerra mondiale e c'è mia madre è immigrata in Argentina come tanti altri e io ho una storia molto sofferta per quanto riguarda quelle traumi che sono rimasti in me, ma comunque sono tornato poi qui, adesso abito qui, comunque in Italia, e vedendo questi filmati dobbiamo domandarci, la umanità non ha ancora capito? Noi, quali sono i nostri limiti? Se andiamo in questa direzione, è chiaro che questi filmati ci ritorneranno addosso come hanno stato per quanto riguarda la sofferenza della mia mamma e questo dovrebbe essere un insegnamento nella politica stessa. Cioè, io non capisco più niente, credetemi. Sono stato commosso di vedere quella registrazione, vi ringrazio perché trasmettere la storia vissuta in una sofferenza dove c'era fame, morte e questo e l'altro, noi siamo qui e nel dimenticatoio non ho capito. Io vengo dall'Argentina, cioè io ho una cultura doppia e vedere questa nostra Italia in questo meccanismo, io penso che veramente non siamo più consapevoli se siamo uomini o mostri.
Grazie Ernesto, veramente grazie della telefonata Ernesto. Ecco, mi commuovi perché sai, impostare una trasmissione così non è facile, non è semplice. Ecco, devi capire anche come spostare le pedine, dove iniziare a giocare, perché è un gioco molto pericoloso, perché bisogna vedere da quale angolazione tu muovi le pedine o giochi. Professore Sartesi, cosa dice a Ernesto, che dice ma dove siamo finiti? Madonna mia, mi ha proprio commosso, cioè, certe volte non ci sono parole a sufficienza. Mi sento di dire a questo signore che però del positivo dobbiamo trovarlo sempre. Infatti colgo l'occasione per dire che a scuola noi ospiteremo in presenza il 30 l'ultimo forse sopravvissuto, immagino, al rastrellamento del ghetto di Roma, che racconterà invece una storia di aiuto. Cioè ha trovato supporto, aiuto negli italiani, nei romani e quindi mi sento proprio di dire che anche noi cerchiamo di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, perché altrimenti, perché queste parole di questo signore mi hanno proprio toccato dentro. Sì, però vede, prof, lei sta dicendo una cosa importante, noi cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, ma lo dice lei che conosce la storia, che ha capito, ecco qua. Ma i ragazzi che non hanno il bicchiere, neppure il bicchiere? Là dobbiamo essere bravi noi. Bisogna iniziare col bicchiere, però bisogna riempirlo nella maniera corretta, con la verità, non con dall'angolazione che tu vuoi farla vedere dalla tua angolazione. È quello che facciamo noi come istituto, la verità la raccontiamo tutta, perché per esempio io le racconto un'altra parte di questa storia, collegandomi al concetto di aiuto, che non conosciamo, quindi forse è bene che i veneti lo sappiano. L'istituto il 6 di marzo, il nostro istituto consegnerà i riconoscimenti che arrivano dallo Yad Vashem di Gerusalemme nei confronti della famiglia Campagnolo, che è stata dichiarata giusta dalle nazioni. La famiglia Campagnolo ha salvato, di Carbonera mi pare, ha salvato la vita ad una mamma e ad una bambina ebrea che arrivavano in Italia grazie all'aiuto di Don Simeoni, che praticamente prendeva questi ebrei che arrivavano dall'Italia, li portava poi a Firenze, poi da Firenze sono arrivati a Treviso e li dislocavano nelle famiglie. Bene, di questi ebrei 1400, di cui 400 in Veneto, va bene, dislocati a Valdobbiadene, a Castelfranco, a Cisone di Valmarino, a Tarso. Dopo l'8 settembre sono fuggiti tutti e dove sono andati a finire? Com'è che si sono salvati nel 97%? Il 97% di questi ebrei si sono salvati. Si sono salvati grazie all'aiuto delle famiglie trevigiane. La provincia di Treviso è la provincia che ha il più alto numero di giusti tra le nazioni, non solo nella regione Veneto ma anche l'Italia. Quindi è vero che siamo stati fascisti, cioè non bisogna mai generalizzare, non bisogna mai dire tutti i giovani sono così, tutti i politici sono così, perché la storia è sempre complicata e chi come noi fa storia, lavora con i documenti, questa cosa ha, da un punto di vista deontologico, deve affrontarla. La storia va affrontata a 360 gradi e quindi quando si parla del giorno della memoria si parla di tutte le deportazioni, si parla che non è soltanto frutto della sofferenza. Ieri sono stato, le faccio un esempio, all'Università Popolare di Giavara, c'erano 200 persone, ok? Perché il problema non sono i giovani, sono quelli che governano adesso che non sono giovani e loro l'hanno studiata la storia della Shoah. Negli anni 90 si è studiata tantissimo, sanno come stanno le cose. Questa gente è venuta, mi ha chiesto di fare una lezione sulle leggi fascistissime. Io ho chiesto, ma come mai nella settimana del giorno della memoria mi chiedete di fare una lezione? Perché, professore, se vogliamo capire quello che è accaduto agli ebrei, dobbiamo capire che cosa è stata la dittatura in Italia. Le leggi che hanno tolto la libertà di stampa, la libertà di parola, la libertà di matrimonio. La Chiesa di fronte alle leggi del 38, il Papa si lamentò soltanto del fatto che quelle leggi non consentivano il matrimonio tra cattolici e ebrei e non disse altro. Però della Chiesa dobbiamo anche dire, i miei studi personali, soprattutto sulla resistenza veronese, che 160, io ne ho scritto un libro, 160 sacerdoti veronesi facevano parte della resistenza e tanti di essi sono finiti a Dachau, sono andati a finire a Dachau per un nulla, per aver nascosto, allora Giovanna Faè,
la perpetua del era la perpetua del fratello, un prete di Treviso, ok? Fu mandata a Dachau e morì a Dachau perché aveva dato da mangiare a dei poveretti. Anche perché Papa Leone XV aveva il terrore di questi preti che andavano al fronte e morivano perché avevano paura di rimanere senza preti. Ecco, perciò Papa Leone XV pensava più alla Chiesa come, diciamo, istituzione clericale invece di veramente capire l'importanza che aveva questo ruolo fondamentale, la Chiesa del Popolo, la Chiesa del Popolo. Andiamo a vedere la Resistenza, seconda parte. Con la Nannetti ci sono anche molti sacerdoti. Don Brescacin viene fucilato dai nazisti a Cappella Maggiore di Vittorio Veneto il 14 febbraio del 45. Notissimo è Don Faè di Montaner di Vittorio Veneto. Lo chiamano affettuosamente Don Galera per il suo acceso antifascismo. Va in montagna a dire messa per i partigiani. Sua sorella muore a Mauthausen. Lui è condannato a morte, poi graziato e confinato. Allontanato dalla sua diocesi, gli viene proibito di celebrare messa. Alla liberazione, con questo documento, il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Giuseppe Zaffonato, si schiera pubblicamente con la Resistenza. Oggi le foto hanno la sbiadita lontananza del ricordo. Il gusto provocante e un po' strano di un'epoca remota. Ma la baldanza è il frutto inebriante di una ritrovata libertà. La lotta armata, la sensazione mai prima provata di sentirsi cittadini e non sudditi, scava nell'individuo una nuova personalità. La vita nomade della montagna crea tipi e personaggi, martiri e uomini coscienti. Questi sono i SAP, un pugno di uomini al comando dell'astutissimo Barba. Hanno sfidato la morte ogni giorno per salvare le grandi centrali elettriche di Vittorio Veneto. Fu così e non lo sapesti. S'erano spenti gli spari. Roche esalarono anche le trombe dell'ira. L'ultimo fu Bambin, crocifisso da un colpo, sul crinale, murato sulle scale del cielo. La conquista della libertà si paga duramente. Della divisione Nannetti, la brigata Mazzini è quella più duramente provata. Amedeo, Danton, Cirillo, Toni Adami non sono che alcuni dei caduti. Toni Adami lo hanno ucciso qui, a pochi passi da casa. Scendeva dalla montagna. Lo hanno messo contro un covone di fieno e gli hanno scaricato addosso il mitra. Da allora la casa non è molto cambiata. Vi abita suo fratello con la famiglia. Conduce la vita semplice che Toni avrebbe voluto anche per sé. Monte Tomba, Monte Grappa. Sulla sinistra del Piave c'è il cimitero di Segusino. Qui è sepolto Amedeo. È il fondatore della brigata Mazzini. Il suo nome è leggendario in queste valli. È stato fucilato dai nazisti. A Segusino, nella vecchia casa, vive ancora il fratello. Per lui il ricordo di Amedeo è vivo come una presenza reale. È un contadino di poche parole. Non lamenta la sua morte. Sa che Amedeo, come lui, non esiterebbe a ripercorrere la stessa strada. Le perdite complessive della Nannetti sono di 424 morti, 138 feriti. Fucilati, impiccati, impiccato, impiccato col gancio da macellaio. Fratelli Agosti, trucidati dai fascisti, medaglia d'argento. Fucilati. Fucilato. 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 Caduto in combattimento. Impiccato col gancio. Caduto in combattimento. Antonio Furlan,
medaglia d'oro, impiccato. Abbiamo sentito e visto queste immagini, avete sentito anche Ernesto cosa vuol dire rivivere le emozioni. Ecco, qui si emoziona, cerchiamo di emozionare delle persone che hanno vissuto però. Lui ha avuto la fortuna di avere la nonna, la mamma, e quelli che non ce l'hanno, che non viene raccontata la storia, allora ecco qua la scuola, ecco qua l'insegnamento, ecco l'importanza della scuola che racconta a quel ragazzo che non conosce, perché non ha più riferimenti, non so neppure come si chiama il mio bisnonno, allora cosa facciamo? Professoressa, come ci saluta, con quale messaggio, professoressa Artese? Con quello che ho detto poc'anzi, ecco, un messaggio di positività in questa tragedia, con appunto il nostro ospite d'onore che arriverà insomma il 30, ed è una storia di amicizia, di collaborazione e di aiuto, perché noi sappiamo fare anche quello, non lo dimenticheremo mai, noi sappiamo fare anche questo, soprattutto. Grazie alla professoressa Rita Artese, docente di storia italiano, per ricordare, per far capire invece quanto impegno ci mette anche la scuola, gli insegnanti, ecco, che vogliono la verità, trasmettere la verità, questa è la vera storia. Professore, lei come ci saluta, con quale messaggio? Allora, il mio messaggio è questo: la giornata della memoria non ha bisogno di giustificazioni per essere messa in atto, perché è una storia universale che riguarda ciò che noi italiani abbiamo fatto a noi stessi. Esatto. Quindi è una storia che può valere per qualsiasi popolo, per qualsiasi genocidio. È chiaro, al di là che si parli dell'ebreo, ma si può parlare, come abbiamo visto, dei partigiani, dei militari, di tutti coloro che hanno subito, va bene, questa azione. Potremmo parlare anche dell'azione T4 nei confronti dei diversamente abili, che furono uccisi con delle punture, chiamati dalle famiglie, uccisi in Germania, e poi arrivò una lettera alle famiglie: guardate che è morta di polmonite il suo figlio. Cioè, è una storia complessa che va raccontata tutta, che va raccontata adesso senza fare più emozioni, perché le emozioni poi durano un momento. Noi dobbiamo trasmettere conoscenza, dobbiamo seminare competenze, quindi deve essere una storia raccontata bene, raccontata tutta, senza avere la presunzione di dire la verità, perché nella storia ci sono tante piccole verità, sono vere, diceva Bauer, e la grande verità non esiste, è falsa. Quindi dobbiamo lavorare sul territorio, far capire soprattutto ai ragazzi che tutti noi siamo stati, le nostre famiglie sono state protagoniste, è una storia che ci riguarda, in questo senso li possiamo avvicinare. E poi è chiaro che non abbiamo la bacchetta magica, ognuno fa il meglio, semina nelle scuole, e le scuole sono diverse, si va dal liceo ai professionali, e quindi le sensibilità anche dei ragazzi i meccanici non hanno una grande sensibilità per la storia, quindi lì è ancora più faticoso, devi essere ancora più bravo come insegnante a fare il tuo, e le difficoltà sono queste. Cominciamo con l'educazione civica, bisogna crederci, no? E continuare a lavorare su questo. E cercare anche con l'emozione, che è sempre una cosa positiva, per quanto mi riguarda. Anche perché l'emozione te la ricordi. Esatto. Se è tua, se la cicatrice è tua, è tua. Grazie anche al professor Salvatore Passaro, anche lui insegnante distaccato dell'Istresco. Abbiamo cercato di emozionarvi, di farvi ricordare, magari di raccontare anche ai nipoti o ai figli, dire: figlio, hai raccontato a tuo figlio chi sono, cosa ho vissuto. Forse un passetto alla volta ce la faremo. Pubblicità. E dopo questa lunga puntata nel ricordo doveroso, a mio avviso, di queste giornate che anche oggi, come ripeto, chissà quanta gente sta morendo, i numeri non li avremo mai, non ce li diranno mai, però il mondo va avanti, la tecnologia avanza sempre di più, anzi corre, e qualcuno non è preparato, e sono le nostre persone, i nostri cari, i nostri familiari,
forse molto di più i diversamente giovani. Allora ne parleremo con Gianni Donadel, informatico, proprio per non essere truffati con questi nuovi aggeggi veramente incredibili, dove tu pensi addirittura che sia tuo figlio che parla, perché l'intelligenza artificiale ha fatto questo, ma non parleremo di intelligenza artificiale, parleremo invece del tasto impostazioni, l'icona grigia che ti dice come fare a mettere anche un codice perché qualcuno non entri nel tuo cellulare, ma se non siete capaci fatevi aiutare da qualcuno, ma soprattutto riuscite a capire le icone cosa sono. Allora, l'icona grigia impostazioni, cosa si può fare con questa icona grigia? I cellulari sono tanti, ognuno ha le proprie icone, però l'impostazione c'è su tutti i cellulari. Prego Donadel. Sì. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. In effetti la prima cosa da fare sul telefono è impostarci il codice. Per impostare il codice, per evitare che se io lo dimentico o qualcuno me lo sottrae, possa entrare dentro e fare danni di vario tipo. Anche perché magari dentro tante cose mie personali. Ma anche svuotarmi il conto, semplicemente svuotare il conto. Quindi cosa fare? Bisogna bloccarlo con il codice, ne abbiamo già parlato la volta scorsa. Come farlo? Si va assolutamente nel tasto impostazioni, è il solito ingranaggio grigio. Il come farlo, come appena spiegato lei, eventualmente chi lo sa fare che lo faccia, gli altri che si facciano aiutare da una persona di fiducia. Il telefono deve avere un codice e anche la SIM deve avere un codice. Se il telefono non ha il codice, il SIM non ha il codice, chi ci ruba o se lo perdiamo, trova il telefono, ci fa un danno economico perché ci svuota la scheda. Questa è la prima cosa da fare, andare nelle impostazioni, impostare un codice. Il codice mi raccomando di salvarlo perché se lo dimentichiamo di quel telefono non possiamo più farci Come è niente. fatto il codice? Cosa devo scrivere per fare il codice? Nel caso della Apple si va impostazioni, Face ID e codice, perché sono anche i dati del volto o l'impronta. Lì si sceglie il codice, viene chiesto 2 volte, di inserirlo 2 volte e a questo punto, continuo a ripetere, mi raccomando di non perderlo. A questo punto qui, ogni volta che io appoggio il telefono, dopo pochi secondi o pochi minuti, si può scegliere anche il tempo, lui si blocca e quindi se qualcuno me lo sottrae non riesce a utilizzare il mio telefono. Questa è la prima cosa. Guardate che è fondamentale, il codice è fatto da lettere o da numeri, sì, anche ecco, numeri decidete voi, anche i numeri sono sufficienti, però l'importante è mettere questo codice. Come mai anche quando vai ad acquistare pochi dicono l'importanza è che lei metta il codice? Perché si fa fatica? Perché si fa fatica a metterlo o perché non si racconta bene la storia? Perché è un problema di pigrizia e anche la comodità, no? Ecco la comodità, ma perché devo rallentare, devo ricordarmelo, devo digitarlo, quindi preferisco non metterlo, bisogna inserirlo. E anche quello della SIM, perché ho un credito dentro, mi può essere sottratto quel valore, ma soprattutto se ho una ricaricabile che si autoricarica posso perdere tanti soldi. Quindi la prima cosa è il codice. La seconda, invece questo è nell'utilizzo del telefono, prestare la massima attenzione, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, prestare la massima attenzione su quando ci viene chiesto di attivare degli abbonamenti, di non andare avanti clic, leggere bene, perché se noi guardiamo in prima battuta vediamo che il costo di quello che sto acquistando è 0 euro, però poi se leggiamo le scritte in piccolo vediamo che nella volta scorsa abbiamo fatto vedere l'esempio, erano 34,90 euro al mese e quindi dobbiamo sempre nelle impostazioni di qualunque telefono andare a vedere gli abbonamenti che abbiamo già sottoscritto volontariamente o siamo stati indotti in modo truffaldino a farlo e rimuoverli, perché sempre nelle impostazioni, nella sezione abbonamenti si possono rimuovere. Sempre nel tasto, nell'icona impostazioni, che è quella grigia, dovete stare attenti, perché se voi leggete piano, magari accompagnati da qualcuno, ecco, riuscirete a capire l'importanza di questa icona che vi fa veramente spaziare molto. O sbaglio? Sì, assolutamente. È la nostra difesa. Dal punto di vista
diciamo analogico, controlliamo l'estratto conto della carta di credito, guardiamo tutti i valori, cerchiamo di riconoscerli, perché anche lì potremmo scoprire che abbiamo attivato un abbonamento involontariamente, un qualcosa che non ci interessa e che ricorre ogni mese, e quindi anche in questo caso, se non sappiamo farlo, ci facciamo aiutare, impostazioni, andiamo nella sezione abbonamenti e li eliminiamo. Sezione abbonamenti, perciò tasto grigio impostazioni, è grigio dappertutto il tasto impostazioni, e andate alla ricerca degli abbonamenti, perché l'abbonamento può essere anche una truffa. Io so che questa mattina lei vuole parlare anche di truffe. Prego, Donadel. Di truffe. Allora, l'ultima truffa sarebbe toccata a me, se la regia può far vedere la slide 6, numero 6. In pratica, mercoledì scorso mi è arrivato un SMS che diceva: sistema Io Sicuro, è stata richiesta un'autorizzazione di 1.570 euro, se non è stata lei, qua ci fosse una femmina, chiami subito il numero. Ecco qua. Questa qui. Allora, Io Sicuro, io penso all'app Io, dico, caspita, è una cosa diciamo ufficiale, perché l'app Io è quell'app dello Stato italiano che ci permette anche di vedere l'accredito della pensione e tante cose, quindi penso che sia una cosa legittima. Se io avessi, mercoledì 907, se io avessi dato seguito avrei perso 1.570 euro. Cosa fare? Ignorarla. La banca non manderà mai un SMS. Esatto. Può arrivare dalla banca una notifica perché abbiamo fatto un prelievo, ma non una notifica di questo tipo. Le spiego brevemente cosa sarebbe successo. Io avrei telefonato, loro mi avrebbero detto: ma tu non vuoi, non hai fatto te non stai per fare questo bonifico, non stai autorizzando questa transazione. E io gli avrei detto di no. Mi avrebbero mandato un link esattamente uguale a quello della mia banca, io sarei stato convinto di essere nella mia banca, avrei digitato l'utente e l'avrei dato a loro, la password l'avrei data a loro, loro chiaramente avrebbero fatto la stessa cosa nel sito ufficiale della mia banca, mi sarebbe arrivato il famoso codice di conferma. A questo punto sono in due, mi avrebbe detto: confermi di voler bloccare questa transazione di 1.570. Io avrei detto di sì, loro avrebbero fatto dal mio conto, perché gli ho permesso di entrare nel mio conto, un bonifico di quella cifra, io avrei visto autorizzazione di 1.570, convinto di bloccarla, e fornendo a loro quel numero avrei perso 1.570 euro. Avete capito con quante facilità? Sì, una facilità assurda. Le banche non mandano messaggi di questo tipo. Se proprio avessi il dubbio, io devo chiamare la banca al numero che so essere il numero della banca, non quello che mi è apparso in quel messaggio lì. E un'altra truffa, io ne ho una slide, la 7, dell'anno scorso, ma continua ad arrivare, il famoso: abbiamo ricevuto il tuo curriculum. Quando noi riceviamo un'email, un WhatsApp di questo tipo, nel caso stessimo veramente cercando lavoro, siamo vulnerabili, perché siamo in una condizione psicologica che oggettivamente non ci permette di avere la mente lucida. Esatto, non posso neanche dire: ma come hai fatto a caderci, no? Dobbiamo ricordarci che cercare lavoro è un lavoro. Quello è un lavoro, cercare lavoro è un lavoro, quindi un lavoro non può arrivare dal social, non può arrivarmi da Facebook, devo cercarlo io, e purtroppo possiamo cadere sia che abbiamo inviato veramente un curriculum, sia che non l'abbiamo fatto. Lo scopo di questo tipo di truffa sono tre. Possono dirmi: per fare questa attività devi scaricare un'applicazione, prendono il controllo del telefono e mi svuotano il conto. Possono chiedermi documenti, come di quella che abbiamo parlato la settimana scorsa, quando ci dicono: guarda che è scaduta la tessera sanitaria, dare i documenti. Le truffe sono solo di due tipi. Lo scopo del truffatore è o svuotarci il conto, fammi una ricarica, fammi un bonifico come prima, o raccogliere i nostri documenti. I dati personali. I dati personali assieme al documento, perché con quei dati lì intanto li rivendono e loro già ci fanno un guadagno, ma poi chi li acquista o loro stessi possono fare una truffa a nostro nome
e quindi farsi dare una SIM telefonica a nostro nome e di nuovo entrare nei nostri apparati e svuotarci il conto. Alla fine torniamo lì. La terza possibilità, e che è quella proprio che è capitata a me l'anno scorso, di questa truffa: abbiamo ricevuto il tuo curriculum, lo dice qua, grazie per la tua risposta, noi lavoriamo con YouTube e funziona, l'ho provata assieme a un collaboratore. In pratica mi mandano dei link, io metto mi piace e il giorno dopo mi mandano €1, cioè ricevo i soldi, attenzione, soldi reali. Ascoltate sì, bene. Poi altri link, io metto mi piace, devo fare una recensione positiva, qua lo dicono, no? Perché noi collaboriamo con YouTube, questi sono disposti a pagare per Cioè aumentare... lei, Don Adessi, è messo in gioco per capire cosa c'era sotto, aveva già capito che era una truffa, però voleva capire fin dove arrivavano. Vabbè, sono arrivato più di €1.000, a guadagnare più di €1.000, perché dopo i primi €100 che mi hanno mandato cliccando, cominciano a dire: guarda, tu sei così bravo che ti passo il mio collaboratore, è sempre lo stesso perché tanto non ci parlo, e facciamo un po' di trading. Dei 100 che hai guadagnato, 50, tanto per me erano tutti in più, 50 investili su queste azioni qui, dopo 2 giorni me lo raddoppiano, me ne tornano 100 e avanti così. A questo punto, quando siamo superato di poco i 1.000, io ho acquistato una fiducia incredibile. Se io avessi raccontato a qualcuno, naturalmente ci fosse cascato, non sarebbe riuscito a convincermi di non proseguire, perché avrebbe detto: ma senti, io ho €1.000 che non erano miei, questa cosa funziona. A questo punto mi dicono: guarda, domani c'è una nuova società tecnologica, quindi, che si sta quotando in borsa, avrà un boom, investiamo, anche te ti conviene, hai visto come funziona, €5.000, che dopo 3-4 giorni, come hai già visto che è successo, è andato avanti un mese, diventeranno 10.000. Cioè, a questo punto, se io faccio quel bonifico di €5.000, li perdo. Ne perdo 4.000 perché 1.000 me li hanno dati loro. Questa è la tecnica che utilizzano. Va avanti per tempo, però una volta che hanno acquisito la mia fiducia è impossibile. Tanto più che se veramente ho aderito perché cercavo lavoro, ne ho anche bisogno, come si fa a denigrare queste persone e dire... cioè, dal punto di vista psicologico siamo vulnerabili. Non stiamo a cadere nella truffa. Ho ricevuto il tuo curriculum, non stiamo a cadere nella truffa, è stata richiesta un'autorizzazione a tuo nome, se non sei stato tu clicca qui. Se poi vogliamo accennare a quelle dell'altra volta, se mio figlio ha perso la SIM, gli sta solo che bene, e se mi chiede di fare una ricarica, se proprio pensassi fosse lui, gli dico: vieni a casa, ti do i soldi, la ricarica te la fai da solo, perché anche in questo caso è una truffa. E lo scopo, ripeto, sono solo 2. Uno è quello di svuotarci il conto e l'altro è quello di fare in modo che noi forniamo loro i nostri documenti, dati personali e documenti. I dati non vanno mai dati a nessuno, con questi strumenti che abbiamo, che sono i telefonini, parliamo semplicemente anche per quelli che ci stanno ascoltando, e soprattutto prima di schiacciare pensateci 1000 volte, fatevi aiutare da qualcuno se non ce la fate, ma non schiacciate voi, perché nel momento che schiacciate nella maniera sbagliata sapete che il vostro conto corrente e i vostri dati sono a rischio. Prego. Nessuna fretta, non dobbiamo avere fretta, non c'è niente di così urgente che necessiti di cliccare subito, che necessiti di far subito la ricarica. Però attenzione che le truffe ci sono anche nella vita reale. Una cosa che è successa a più di una persona, non qui da noi, ma sono nel traffico, passa uno in bicicletta, mi sposta lo specchietto, la prima cosa dopo aver detto magari una parolaccia, abbasso il finestrino per addrizzarlo, il complice dietro mi blocca il braccio e mi prende l'orologio. Vabbè, questa non è una truffa, questa è una rapina. Ma allora, quando un finto carabiniere mi chiama dicendo che un mio familiare ha fatto un incidente e che mi manda un suo collega, carabiniere, collaboratore... Prima chiamo il familiare, casomai, e dopo... Sì. Abbiamo Mirella da Riese. Ciao Mirella. Ciao Mirella, buongiorno suo ospite. Allora, di queste cose, guarda, me ne arrivate tantissime. Sul giro di un anno, guarda, telefonate che mio figlio ha perso il cellulare e che chiama questo numero, e la posta che il mio conto corrente non è più quel numero, chiami per qua e per là.
Insomma, io non ho mai risposto a nessuno, anche a spam, quando mi arriva, gente da Catanzaro, gente dai Paesi Bassi, da Viterbo, da Roma, da tutti i cantoni. Ma io non so, non rispondo. Ma tu cosa fai quando arrivano questi messaggi, Mirella? Come? Cosa fai quando ti arrivano questi messaggi? Io spengo rosso, basta. Brava. Brava, ha detto Donadel, brava. Schiaccio il rosso e ho risolto il problema, esatto. E interrompo la telefonata o il messaggio. Grazie Mirella. Prego Donadel. Sì, abbiamo anche un vantaggio da agosto prima e da novembre dello scorso anno poi, che i numeri di telefono non cambiano in continuazione, sono dei numeri reali e essendo dei numeri reali arrivano dall'estero, quindi è ancora più facile riconoscerli. Non rispondiamo a numeri sconosciuti, non rispondiamo, proprio riattacchiamo o lasciamoli suonare, perché se premiamo il tasto rosso, verde per rispondere, rosso per non rispondere, dopo un secondo chiamano di nuovo. Potremmo, chi sa farlo, bloccare, si va nel contatto, c'è l'opzione di bloccare, ma non è necessario perché dopo 2 o 3 volte smettono. Allora spieghiamo bene, quando vedete che arrivano queste telefonate, specialmente da paesi lontani, esteri, Inghilterra, America, Spagna, voi schiacciate il rosso. Sì, non risponde. Allora, prima vi abbiamo insegnato per mettere il codice, che è il tasto impostazioni grigio, l'icona grigia. Quando vedete queste cose, ecco, questi numeri, queste segnalazioni, dovete schiacciare il rosso, esatto, e basta, non andare a vedere sotto c'è una truffa. Ecco, perché sotto c'è una truffa. Prego Donadel. Nessuno, diciamo che da noi diciamo in dialetto, provo a metterlo in italiano, neanche il cane muove la coda per niente. Nessuno ci chiama per darci un qualcosa, un vantaggio economico. Cioè, bene che vada, ci vogliono vendere qualcosa. Nella maggior parte dei casi sono delle truffe, quindi non rispondiamo a numeri sconosciuti, non rispondiamo a messaggi a SMS e non rispondiamo soprattutto a WhatsApp, nel senso non all'amico che mi chiama chiaramente, ma visto che ho nominato WhatsApp. Ecco appunto che anche questo sì, non conoscono. Cos'è il sì, WhatsApp? Beh, WhatsApp è quel modo di comunicare, anche vedersi e parlare normalmente fra persone. È un'icona verde. Sì, verde in tutte le... sia che sia Apple o Samsung, è sempre un'icona verde. E quindi immaginiamo che io trovo il suo telefono senza il codice che abbiamo appena consigliato di fare, è una cosa semplicissima. Guardo velocemente le comunicazioni che ha fatto, trovo un amico, un'amica che lei ha, diciamo, con cui ha confidenza, e io sono lei per questa persona e scrivo: guarda, sono dal dentista, mi servono 800 euro, ho la carta di credito che non funziona, tra l'altro ho letto la conversazione, siamo stati ieri a mangiare la pizza assieme, quindi una persona che si farà in 4 per darmi una mano. Gli dico: ho la carta di credito che non funziona, fammi un bonifico istantaneo, ti mando l'IBAN, la persona si chiama un nome di donna, d'altra parte una clinica di un dentista può avere un nome di questo tipo, questa sera a casa ho il bancomat, prelevo e ti ritorno i soldi. Quindi se io ho il suo telefono senza il codice, entro dentro in WhatsApp, scrivo, naturalmente non gli telefono, non lo disturbo, avrà la bocca aperta, è lì dal dentista che aveva appena fatto l'iniezione, e gli faccio un bonifico, e il bonifico istantaneo non si recupera. Adesso possiamo fare i bonifici istantanei, non è che gli altri abbiano una mortalità diversa, ma oggi è sabato, se io faccio un bonifico normale verrà eseguito lunedì. Certo. Magari fra mezz'ora mi viene il dubbio, questa sera trovo questo amico e dico: allora mi dai i soldi che ti ho prestato? E lui mi dice: no, ma scusa, cosa mi stai dicendo? Quindi riesco a contattare la banca e bloccarlo. Se il bonifico invece è istantaneo, non lo blocco più, è partito, e quindi l'obiettivo è sempre svuotarci il conto. Perciò non anche se avete piacere di fare un bonifico istantaneo, sapete i rischi che correte, certo, dovete essere sicuri. Però i rischi li abbiamo anche nella vita reale, perché di questi giorni ho letto di una falsa guardia giurata, vestita da guardia giurata con scritto sicurezza nell'auto, che si ferma, la persona era lì in giardino e gli dice: guarda, sai quanti furti ci sono? Con €1,60, un caffè, in realtà sono
600 euro, 584 euro all'anno, noi passiamo 2 volte alla sera. Ma allora cosa facciamo? Facciamo meno di andare in giardino, cioè facciamo meno di usare questo apparato. No. Non è lo strumento il problema, è l'uso che ne facciamo. Esatto. Io con un martello impianto un chiodo o posso spaccare la testa a una persona. Quindi non è lo strumento, è l'uso che facciamo dello strumento. Impariamo a utilizzarlo perché non possiamo non utilizzarlo. La tecnologia sta arrivando a una velocità incredibile, ogni giorno, ogni settimana, ma anche ogni giorno ci sono delle novità e non possiamo anche non sfruttarle. Abbiamo certamente 100 paure di questi strumenti, ma abbiamo anche 1000 opportunità e quando abbiamo paura la prima cosa che ci viene in mente è di vietarla. E io dico a mio nipote, Giorgio Leone, non usare il telefono. No, non devo vietarlo, io devo dirgli non devi usare in quel modo il telefono, non posso dirgli non usare la calcolatrice, devo dirgli la calcolatrice non devi usarla per non imparare o sostituire la matematica, devi usarla per verificare che il calcolo che hai fatto a mente o con la penna sia corretto, quindi l'uso corretto dello strumento, non è il telefono, il telefonino che poi in realtà è un mostro, è un computer, è una cosa incredibile. Avete un computerino in casa praticamente? Guardi, di più, 20-30 anni fa quello che fa questo telefono era dentro in un palazzo, erano macchinari enormi, quindi è potentissimo, ma dobbiamo saperlo governare e per prima cosa non facciamoci nemmeno svuotare il conto. Che è molto importante. Un'altra cosa, Don Adel, prima di chiudere anche questa puntata, l'importanza di conoscere anche le icone. Come mai ce ne sono così tante? Poi veramente l'uso è pochissimo, è ristretto. Esatto. Ma cosa me ne faccio? Io lo adopero solo per chiamare mio figlio, per ricevere un messaggio. Ecco, l'importanza di conoscere le icone, perché anche là se schiacci poi ti invogli magari, perché certo. è tutto un adescamento. Sì. Alla truffa, prego. Detto correttamente, adescamento. Ci sono tante icone perché le abbiamo scaricate, non arrivano da sole. Le scarichiamo per curiosità. È un adescamento perché può essere un gioco gratuito, ma arrivato a un certo livello per proseguire ci chiedono dei soldi. Attenzione che non è una truffa in questo caso, siamo noi che volontariamente ci piace quel gioco. Quindi un altro consiglio, oltre a quello di rimuovere gli abbonamenti, è farlo o farsi aiutare a rimuovere le icone non necessarie, cioè teniamo solo quelle indispensabili. Bravissimo. Perché più messaggi riceviamo, se veniamo troppo bombardati da messaggi non riusciamo a distinguere quelli reali. A questo proposito nelle applicazioni, in questo caso legittimo per esempio della carta di credito e nelle impostazioni della carta di credito, facciamoci aiutare ad attivare le notifiche. Anche per €1 vado al bar, pago €1 e qualcosa, €1,40, prendo il caffè, mi arriva la notifica che l'ho fatto. Mi disturba, pigrizia, nessun problema, che arrivi. Perché? Perché se io ho perso il telefono e qualcuno va a fare un acquisto di 30-40 euro, cioè poi io devo poterli vedere. Quindi qualunque, se mi ha sottratto i dati di questa carta, per esempio quella fisica che ho in tasca, se io pago con questa, se lei la trova e paga con questa perché non c'è il PIN sotto 30-40 a seconda di come è configurata, a me arriva l'avviso e quindi dico caspita, in effetti l'ho persa e devo bloccarlo. E con queste parole, con questa impostazione chiudiamo la puntata di questa mattina, lezioni di sicurezza con il nostro Gianni Donadel informatico, e noi andiamo a sentire e a vedere tutte queste creature che non ci sono più, ma veramente che dobbiamo ricordare perché anche oggi ne stanno morendo tantissimi.